mese di marzo finalmente l'inverno se ne sta andando, anche se non possiamo lamentarci perché non abbiamo avuto un inverno rigido, terribile, per fortuna, perché quei pochi soldi che girano nelle tasche di molti il riscaldamento era una cosa veramente impossibile con le bollette che arrivavano, perciò grazie lassù che qualcuno ci ama. Ci tengo anche a fare gli auguri a Papa Francesco. Dai Papa Francesco che ce la fai, hai un fisico eccezionale nonostante tanti acciacchi, ma sei unico, lotta che ce la farai perché noi abbiamo veramente bisogno di te. Auguri Papa Francesco. E detto questo vi presento un ospite graditissima che è la dottoressa Oriana Romanello, amministratore dell'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza. Grazie dottoressa Romanello, grazie di essere qui, ma soprattutto capiremo, perché voi dovete ascoltare molto bene, l'importanza di avere questa struttura riabilitativa. Forse qualcuno non si rende conto, qualcuno mi dice è lontano, avete sentito anche le telefonate, faccio fatica, i miei figli lavorano, non riesco ad arrivare. Allora sentiremo anche le novità dalla dottoressa Oriana Romanello. A lei dottoressa, tutta per lei la puntata, perciò pensi quante cose può raccontare, può dire, può informare. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri telespettatori, grazie Mirella per questo gradito invito, che è un ritorno per me nei vostri studio, e mi fa assolutamente piacere potervi portare le novità della struttura che, come sapete, è un riferimento oramai per molti cittadini del nostro territorio. L'ospedale riabilitativo di alta specializzazione si trova a Motta di Livenza, ma ha una propria unità di offerta anche a Treviso, in centro, presso gli ambulatori di Borgo Cavalli. Allora, fermo un secondo, intanto dico alla regia di mandare anche le immagini, visto che le abbiamo di quello che sta parlando e di cui sta parlando la dottoressa Romanello. Prego dottoressa. Ecco, e quindi ha come proprio caratteristica quella di cercare di adattarsi nell'evolvere del tempo ai bisogni dei cittadini che noi sappiamo cambiano. La sanità di oggi non è necessariamente quella quella pre-Covid, per intenderci, e non è neanche quella di 10 o 20 anni fa. Quindi credo che uno dei compiti sia anche quello dell'ascolto dei nostri utenti per cercare di capire quali sono i loro bisogni e di adattare l'offerta ai bisogni che cambiano, perché appunto vediamo quanto velocemente cambiano i bisogni dei nostri pazienti. Queste immagini che stanno scorrendo ci offrono la possibilità di vedere in particolare le palestre e le piscine riabilitative, che sono dotate delle moderne tecnologie per la riabilitazione nei vari setting, la riabilitazione pneumologica, cardiologica e neuromuscolare. ORAS nasce 20 anni fa, infatti l'anno scorso abbiamo festeggiato il nostro ventennale, fondamentalmente come riabilitazione cardiologica, in stretta collaborazione, quindi in rete, con l'ospedale Cafoncello di Treviso, in particolare con la cardiochirurgia, e nasce come modello unico in Italia proprio di sinergia tra la parte interventistica e la parte riabilitativa. La possibilità di portare i pazienti a Motta di Livenza ha dato a Treviso la capacità di intervenire molto maggiormente dal punto di vista dei numeri, proprio perché se prima il paziente rimaneva in ospedale a Treviso molti giorni, fino al 10º, 11º giorno, da quando c'è Motta di Livenza può arrivare in terza, quarta giornata, dando quindi la possibilità ai professionisti di Treviso di operare molto di più, quindi è un modello molto virtuoso. È nato appunto nell'ambito cardiologico. Successivamente si è in qualche maniera concentrato sull'ambito neurologico, perché attualmente l'alta specializzazione, quindi la riabilitazione di terzo livello, riguarda sostanzialmente la cura delle persone con la mielolesione o con la grave cerebrolesione. La grave cerebrolesione è un evento, diciamo così, che insorge nel corso della vita di una persona che non aveva nulla, quindi era sano, diciamo così, e che per un evento acuto riporti un danno cerebrale significativo e che quindi debba reinventare la propria vita dopo un evento così drammatico per lui e per la famiglia. Quindi diciamo che i processi di cura all'interno dell'ospedale sono anche processi di cura lunghi che si svolgono nel tempo, dipende anche dalla tipologia di riabilitazione, ma da noi alcuni pazienti stanno anche 8-9 mesi, quindi per loro l'ospedale diventa la casa. E il lavoro che viene fatto tramite il progetto riabilitativo, che è individuale, che quindi viene pensato dal team coordinato dal medico fisiatra, ma che si compone di infermieri, fisioterapisti, operatori sociosanitari,
terapisti occupazionali, vediamo proprio in questi minuti scorrere le immagini di tutto l'ambito sportivo di cui poi parleremo, che è una leva fondamentale nel processo riabilitativo, ma anche nutrizionisti, logopedisti, per riabituare la persona appunto a quelle funzioni che per noi sono normali, come mangiare o parlare, ma che per una persona che abbia subito gravi danni non sono assolutamente così semplici e automatiche da recuperare. E ultimo ma non ultimo, l'ambito pneumologico, proprio l'evento che ha coinvolto il Santo Padre, a cui accennava lei all'inizio, ci dà la possibilità di parlare di quanto sia importante la riabilitazione pneumologica, che è una riabilitazione molto importante per questi pazienti che abbiano episodi soprattutto legati alla cronicità di una condizione di sofferenza pneumologica e che tramite la riabilitazione possono prevenire il riacutizzarsi delle loro difficoltà respiratorie, così cercando di migliorare la qualità della vita. Quindi diciamo che l'ospedale è nato per la riabilitazione di alta specializzazione e è una struttura pubblica, una struttura della rete regionale del Veneto, a cui è stata affidata proprio la cura e la ricerca anche in ambito riabilitativo. Quindi siamo proprio fortunati ad avere questo centro di grande eccellenza dal punto di vista riabilitativo. Allora abbiamo Rinaldo da Venezia, poi continuiamo con la dottoressa Oriana Romanello, amministratore ospedale riabilitativo di Motta di Livenza. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno alla tua ospite. È ammirevole quello che fai, dottoressa, perché ne avremo tanto bisogno, specialmente con i vecchi, perché come abbiamo una certa età che pensiamo a queste robe. Inizialmente 2 anni fa, 3, 4, non devo mai andare da un medico, dopo mi è capitato di tutto e con voi i miei problemi. Però sono contento lo stesso, perché sono ancora qua. La medicina ha fatto passi da gigante per gli altri anziani. Purtroppo la politica non ha fatto lo stesso, non dobbiamo fare il passo con quello che hanno fatto i medici, perché i medici, tanto del cappello, con tutta la sua buona volontà di mettersi in campo, aiutare tutti. Abbiamo la possibilità di poter fare di più, e specialmente se aiuta le persone anziane, se fa un'opera buona, se gli dà in Dio qualche cosa di quello che ora ha fatto per noi altri. Ricordiamoci delle persone anziane, che noi è un tesoro. Purtroppo non siamo in dire ma noi altri siamo posti di sapienza. Insomma, abbiamo fatto la storia, noi l'abbiamo fatta sui libri e abbiamo vissuta. Conosciamo la storia perché l'abbiamo vissuta. E giustamente adesso che c'è la tecnica e la sanità che è avanti, dopo non arriva a tutti, e quello è un peccato, perché uno che era male, specialmente un anziano, è come una mamma che ha 4 figli e si dedica a chi? A quello che è più mal ciapà, quello che ha più bisogno. E ora seguiamo queste robe della volta che ne ha portato avanti. Non c'è umanità, adesso conta solo i soldi, non ti vedi, li fa baruffa per tutto il mondo. E la democrazia non regge più, perché fra poco non ti sarà più parlare, fa tutto ori, sa tutto ori, fiori da 40 anni che sei in politica, cosa vuoi che sappia della vita, i nati sul bombaso, i nati con tutto, ma giustamente è giusto che andremo avanti, perché anche i giovani, ne sono tanti, dei più dei bravi, e senz'altro risolverà loro i problemi, perché è giusto. Il mondo è sempre davanti. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché sennò non ce la faccio, devo farvi vedere tante immagini, perché non è facile far arrivare questi ospiti al mattino, però per spiegare l'importanza, ecco, di questa struttura è fondamentale, perché io dico sempre siamo anche fortunati noi a 2 passi da casa nel vero senso della parola, però c'è un perché, dottoressa, c'è un perché, perché noi siamo abbastanza in grado di gestire
anche certe condizioni anche di malattia, di problemi. Il problema sono i diversamente giovani, oppure quelli che non hanno la possibilità di avere amici, familiari per essere portati. Ecco, questo trasporto, ecco, il diversamente giovane lo vede molto lungo e adesso chi mi porta, cosa faccio? Ecco, cosa si può dire, cosa si potrebbe fare per fare rete magari anche col mondo del volontariato? Io dico sempre, dottoressa, che siamo in tanti, ma tutti facciamo tutto, alla fine troviamo la persona a casa che non viene aiutata. Ecco, io sono convinta che dobbiamo fare più rete, che dovrebbero esserci meno campanili, che la politica dovrebbe fare un passo a lato quando si parla di volontariato e aiutarlo anche a superare, supportarlo, quella che è anche la burocrazia che impedisce anche di fare certe cose. Prego, dottoressa Romanello. È un tema importante, soprattutto per una struttura che, mi passi il termine, è un po' decentrata come Motta di Livenza, perché rispetto, diciamo, al nostro ambito territoriale è un po' decentrata, e proprio su questo noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando, perché si lavora sempre in ottica di miglioramento. Allora, ad esempio, l'apertura a Borgo Cavalli, quindi in centro a Treviso, di un poliambulatorio, adesso parliamo dell'ambito ambulatoriale, quindi di tutte le prestazioni. Che è fondamentale anche quello. È un altro pilastro, diciamo che, come dicevo, l'ospedale si è evoluto anche in ascolto dei bisogni dei cittadini. Noi sappiamo quanto, soprattutto dopo il Covid, il tema delle liste di attesa sia stato un tema molto caldo, e noi abbiamo cercato, e sicuramente anche siamo riusciti ad essere molto utili nel contribuire al rispetto dei termini nell'erogazione delle prestazioni di specialistica. Motta di Livenza quest'anno erogerà oltre 310.000 prestazioni di specialistica ambulatoriale per esterni, vuol dire per persone che vengono per ricevere una visita, per fare un esame ecografico, per fare una risonanza, per fare una TAC, piuttosto che altre cose, e tornare a casa loro. Quindi significa circa 1.200 persone al giorno che vengono a Motta di Livenza e circa un 300 persone a Borgo Cavalli. Avete sentito? Parliamo di numeri significativi. Per cercare di raggiungere, o comunque in qualche maniera di avvicinarci il più possibile ai cittadini, abbiamo pensato da un lato dei servizi di teleconsulto, teleriabilitazione, che chiaramente necessitano di un minimo di competenze di uso dello smartphone, ma ormai devo dire che vedo anche persone molto diversamente giovani essere molto, molto capaci dal punto di vista dell'uso dello strumento, ma questo sicuramente aiuta molto, perché senza muoversi da casa e quindi senza coinvolgere i figli a doversi prendere permessi al lavoro per portarli magari per fare una visita di controllo che si può fare assolutamente con un teleconsulto, restano comodamente a casa loro, e la tecnologia ci deve un po' aiutare, perché sennò diciamo così che tutti gli investimenti fatti non hanno quella ricaduta che ci si attende. Dall'altro però con il mondo del volontariato, e devo dire che da questo punto di vista c'è una grande sensibilità da parte di molti comuni che hanno anche a disposizione degli automezzi e dei volontari, che colgo l'occasione anche per ringraziare veramente tutto il mondo del volontariato, che è un pilastro fondamentale nel nostro paese in generale, perché gli italiani hanno un gran cuore, questo lo si vede nelle molte attività che in qualche maniera completano l'offerta sanitaria e che danno quel valore aggiunto che proprio solo l'uomo può dare. Mi sono tenuta in mente dall'intervento dell'amico Rinaldo: non c'è più umanità. Ecco, questo è un tema che a noi sta molto a cuore, perché nasce un po' anche proprio dal razionale dell'intervento riabilitativo. L'intervento riabilitativo lo dovete immaginare come proprio il paziente al centro e intorno a lui tutta questa numerosità di professionisti che individua il miglior percorso individuale, quindi per quel paziente. Quindi nella riabilitazione il paziente è al centro, e tutto l'intervento riabilitativo nelle sue varie fasi ha quale obiettivo? Quello di restituire il paziente alla sua vita, ai suoi affetti, al suo lavoro, alla sua vita, nella migliore delle condizioni possibile, al netto della disabilità acquisita, perché sappiamo che dopo un evento traumatico, comunque una malattia, la vita non sarà più quella di prima. Abbiamo bisogno di rifondare la nostra vita su valori nuovi. Ecco perché anche
l'esempio di chi ci è già passato e magari è riuscito a reinventarsi in una vita diversa, ma non meno ricca di prima, anzi a volte più ricca di prima, perché abbiamo magari consapevolezza di cosa significa e di quali sono l'importanza e la preziosità del nostro passaggio su questa terra. È molto importante il confronto con chi magari ci è già passato, e quindi tutte quelle occasioni di confronto e di collaborazione con le associazioni che a diverso titolo si occupano di disabilità per noi sono fondamentali. Paziente al centro in tutto quel che facciamo, quindi anche tutta l'attività ambulatoriale, e chi viene fino a Motta di Livenza spero lo possa confermare, abbiamo pensato di in qualche maniera mitigare il disagio di dover venire fino a Motta, perché le grandi apparecchiature le abbiamo in quella sede, con un percorso del paziente che sia con molta umanità. Allora, continuiamo a vedere le immagini per cortesia, perché è importante quello che sta dicendo la dottoressa Romanello. È importante anche perché sì, la tecnologia, grande tecnologia, ma ci vuole sempre la persona che adoperi questa tecnologia, che la sappia adoperare, che sia competente, bravo, professionale, e i numeri mi sembra che manchino. Noi vogliamo, perché veramente grazie alla ricerca e alla scienza abbiamo una tecnologia incredibilmente veloce, valida, proprio di ultima generazione, però se manca la mano dell'uomo, io parlavo anche col professor Gerosa che era d'accordo, sì, intelligenza artificiale, ma alla fine c'è sempre l'uomo, la figura umana. Ecco, il problema è dei numeri, grandi macchine, grande tutto, però il personale, com'è la situazione? Ma allora, diciamo così che è molto diversa rispetto a quello che era 4 anni fa. 4 anni fa eravamo in profonda sofferenza perché è innegabile che l'evento pandemico abbia accelerato alcune traiettorie che già si intravedevano prima di cambiamento del mondo del lavoro. Tutti noi, qualsiasi lavoro facciamo, notiamo come i ragazzi di oggi, giovani, mi passi il termine, abbiano delle scale di priorità diverse rispetto a quelle che c'erano 10 anni fa, e quindi l'azienda deve sviluppare un piano di benessere organizzativo per cercare di essere in qualche maniera non solo attraente nel trovare personale, ma soprattutto poi nel trattenerlo. Perché questo? Perché la formazione, l'investimento, specie in alta specializzazione, che viene fatto sugli operatori, è un investimento molto significativo. Parliamo di almeno 1 anno per avere un infermiere che sappia essere un infermiere neurologico, e quindi questo è un aspetto molto importante per noi, e perderlo magari dopo 1 anno e mezzo è una sconfitta in qualche maniera. Ecco perché abbiamo individuato appunto questo piano di benessere organizzativo, che è un insieme di azioni, non è un'azione sola, ma è un atteggiamento di ascolto attivo del nostro dipendente, un atteggiamento di conciliazione dei tempi vita-lavoro, un atteggiamento di valorizzazione dei percorsi professionali, un atteggiamento di ritenzione del personale, perché il personale è fondamentale. Lo abbiamo sempre detto, appunto, le attrezzature sono importanti, l'evoluzione tecnologica è importante, ma io dico sempre, la medicina cura, l'umanità guarisce. Questo è un aspetto molto importante, ed ecco perché noi, specie nel campo riabilitativo, accompagniamo l'intervento riabilitativo da una serie di azioni molteplici che in qualche maniera curano, dal teatro. Ieri abbiamo avuto il Sor Todoro Brontolon con un grande sold out. No, perché è giusto, perché, avete capito perché tengo solo la dottoressa questa mattina. Pensate cosa fanno all'interno di queste strutture una volta impensabile. Prego, diciamo dottoressa. che l'ambito riabilitativo nativamente dovrebbe prevedere tutta una serie di azioni che si legano, diciamo così, a tutte le arti curative. Quindi noi, specie con i nostri pazienti che hanno la mielolesione, per il quale siamo un centro comunque di riferimento importante a livello veneto, abbiamo sviluppato tutta una serie di attività che vanno dai laboratori di street art, che vanno all'aspetto del teatro, che è fondamentale perché dà
al paziente la possibilità appunto di fare una logopedia senza neanche rendersi conto, ad esempio, che la fa. E non diventa noioso. E non diventa noioso, ha una parte legata alla medicina narrativa, cioè curarsi tramite la narrazione dell'evento che è capitato anche alla famiglia, perché non dimentichiamoci delle famiglie. Le famiglie per noi sono parte attiva del progetto riabilitativo, perché appunto un conto è una permanenza in ospedale di 5 giorni, in un ospedale per acuti o di 10 giorni, ma rimanere mesi in una struttura significa che quella struttura diventa la tua casa. Anni addirittura. Adesso anni, magari fino all'anno è capitato, perché purtroppo, oppure ci sono anche pazienti che escono per interventi programmati e poi ritornano per fasi riabilitative che si sviluppano nel tempo, e quindi è chiaro che tutti questi interventi alla parte del giardino terapeutico, legata ad esempio al teatro, che noi abbiamo fortemente voluto con tutte le associazioni che ci aiutano, perché ecco, è una rete ed è una rete che in qualche maniera aiuta a portare a casa il risultato per i pazienti. Non è solo l'intervento riabilitativo, la cura di per sé, ma è l'insieme di quelle condizioni che consentono al paziente di tornare a casa con una nuova condizione, una nuova consapevolezza, ma non poi che è da solo. Cioè, una volta che il paziente esce, ha sviluppato ad esempio l'amore per uno sport che prima non faceva, piuttosto che un desiderio di fare teatro o di fare musica o di comunque potersi esprimere nelle diverse arti che, insomma, che ci sono. Ecco che ad esempio anche la collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, nella sezione ovviamente Veneto, è per noi preziosa, perché i pazienti, cioè noi sappiamo che lo sport è una leva incredibile per tutti a livello anche sociale, di uguaglianza e di inclusione, ma soprattutto quando c'è una disabilità è fondamentale che il paziente possa in qualche maniera sperimentarsi e ritrovare quei valori tramite l'esercizio dello sport. Lo sport è fondamentale, in ospedale noi svolgiamo alcune attività sportive, ma stiamo con le associazioni e con i comuni del Pietrangino Motense sviluppando una progettualità anche per portare i nostri pazienti, anche questo per ridurre le spese, nel senso che non possiamo in ospedale avere campi da tennis, le piscine, i campi da bocce, piuttosto che il palazzetto dello sport, ma ci avvaliamo dei servizi che le strutture accessibili del territorio offrono, e vi assicuro che sono molteplici. Abbiamo un territorio ricchissimo da questo punto di vista e anche comuni molto sensibili, quindi ci hanno messo a disposizione le loro strutture, e noi con il personale del Comitato Italiano Paralimpico, che ha un patentino diciamo in questo senso, e aiutati dai volontari facciamo fare sport ai nostri pazienti nelle strutture del territorio. Avete sentito quante cose che magari non sapevate neppure che esistevano, questa squadra anche con altre associazioni, con altri enti anche molto importanti, proprio per migliorare la qualità della vita di queste persone. Io chiederei alla regia se in qualche maniera riesce a trovare delle immagini di Fulvio Marotto. Perché dico questo? Perché io ne avevo già parlato anche con la dottoressa, il livello psicologico. Allora, noi abbiamo il problema che quando capita un incidente, anzi andiamo a vedere anche gli incidenti di ieri, queste immagini terribili, perché sono ragazzi giovani, sono persone che se hanno delle fratture veramente importantissime non riusciranno più a fare la vita di prima, ed ecco qua la famosa moto. Ecco, ricordo che il 13 aprile avremo appunto l'airbag sulle moto e cercheremo di fare la raccolta delle firme per portare in Europa, anzi lo dirò poi anche alla dottoressa se parteciperà anche come ora su questa importante manifestazione che faremo lungo la Restera, per far capire l'importanza di capire e di prevenire, ecco la prevenzione, ma soprattutto a livello psicologico di aiutare queste persone. Io ho avuto, come dice lei, proprio dei paralimpici anche molto importanti, proprio grazie alla riabilitazione hanno scoperto altre discipline, altri sport che non avrebbero mai immaginato di fare. Pensate l'importanza di una riabilitazione seria, preparata, soprattutto una preparazione anche a livello psicologico
psicologico che ti fa capire che forse se ingrani bene riesci a superare questo momento drammatico trovando altri scopi nella vita, che può essere, come dice la dottoressa, lo sport accompagnato da grandi professionisti. Ecco là che scatta la scintilla, ce la devo fare, però bisogna far scattare la scintilla e, come dice lei, dottoressa, bisogna avere delle persone molto preparate, degli esempi veramente validi. Andiamo a vedere allora, eccolo qua il nostro Fulvio Marotto che fa parte del direttivo dei Veneti Schiacciati, questo carrozziere, ecco, vediamo le immagini. Cioè è proprio vero che parte tutto dal cervello, non c'è niente da fare. Questa forza alla natura che ho avuto la fortuna di conoscere, di avere al fianco nel direttivo dei Veneti Schiacciati, che dà l'opportunità alle persone depresse di dire no, se ce l'ha fatta lui magari posso farcela anch'io, magari non così, ma iniziare a vedere il mondo diverso. Raccontavo alla dottoressa Romanello quell'incontro con una ragazzina diversamente agile che lei l'ha guardato e ha detto: ma perché sei senza dita? E si è guardata le mani, e lui l'ha guardata e ha detto: no, guarda che sei tu che ne hai tante, io sono a posto, sei tu. Lei si è guardata, sì, forse è vero, posso dartene una. Capite? Vedere la disabilità, questa parola terribile che alla Mirella non piace assolutamente, la odio, far capire invece che possiamo fare molto, che iniziare da bambini a non vedere come succede adesso quando Fulvio va in qualche ristorante o anche per strada o a qualche festa, vedi che ecco col braccio lo notano e dicono guarda quello in che condizioni è, senza sapere che lui invece è felice, lui è sempre sorridente, sempre positivo. Io non ho ricordi di vederlo triste una volta, dottoressa, una volta che l'abbia visto. Pensate che a gennaio sono andata al Parco dello Storga a portare delle cose e lo vedo in mutande che prende il sole. Cioè, a gennaio, cioè non sarà stato neanche gelido, ma era freddo, io avevo il piumino, la sciarpa, i guanti. Ho detto: Fulvio, ma sarà mica freddo? Ho detto: io lo sento freddo. Cioè, capite cosa vuol dire la natura? Ecco, anche questo rapporto tra uomo e natura. Dottoressa, a lei. Sono temi sicuramente che a noi stanno molto a cuore, e tanto è vero che proprio in Oras è nata una figura che è quella del disability manager, che abbiamo avuto anche il piacere di conoscere, di avere, sì. Rodolfo Dalla Mora, l'architetto Dalla Mora, che è una persona preziosa perché ci stimola e ci aiuta a proprio più che di disabilità a sviluppare temi legati a un'accessibilità, vederla quindi in positivo, no? E un territorio accessibile è sicuramente un territorio sensibile
Ecco perché noi stiamo anche per avviare un nuovo progetto, questo è un po' uno spoiler che facciamo, con l'Università Ca' Foscari di Venezia, proprio per un progetto che si chiama di Community Engagement, che tradotto in parole nostre vorrebbe dire il coinvolgimento della comunità che ci sta intorno rispetto ai percorsi di cura. Dottoressa, la interrompo perché sennò mi cade la linea. Abbiamo Sandra da Padova. Vai Sandra. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno e complimenti alla dottoressa, perché i medici, come diceva Rinaldo, sono l'essenziale per noi popolo. Mi ha emozionato vedere questo filmato, Mirella, ne hai mostrati degli altri nel corso delle puntate, però veramente sti ragazzi, cioè il cervello è vero, la forza che hanno, io non so se sarei capace, a parte l'età, però essere meno matti e continuare a fare una vita felice, quello è il punto, continuare a essere sereni. Io non credo che tanti cittadini che hanno tutto, che non hanno problemi economici, fisici, vivono un'esperienza di vita positiva, siano felici come questi ragazzi. Io credo che ben venga tutte queste iniziative. E poi scusa Mirella, chiederti un'altra cosa. Hai detto che ci sarà una votazione, un referendum, le firme per l'airbag per le moto, ma in tutte le città o è solo circoscritto lì dalle vostre parti? Perché io sono di Padova. No, hai finito Sandra? Sì, io penso che è una puntata bella, perché bisogna essere anche informati. Ecco, io abito a Padova e so che c'è anche l'ospedale di Padova, che è stata la mia amica a fare riabilitazione, però nulla toglie, i complimenti ancora a questa iniziativa, a questo ospedale che è pubblico, bisogna sottolinearlo, come avete detto, è pubblico. Ecco, se mi dai delle dritte per le firme, che io andrò a firmare. Allora, ti ringrazio Sandra per questa domanda. Stiamo cercando di girare tutte le città, anche perché sarà una raccolta di firme per l'Europa, perciò queste firme verranno portate a Bruxelles e arriveremo anche a Padova. Come adesso ci sarà anche una raccolta nelle più importanti discoteche, perché è là che incontriamo anche le persone, tante persone, soprattutto anche molti giovani, perché dobbiamo fare prevenzione. Perciò il 13 aprile saremo lungo la Restera, abbiamo già toccato vari paesi anche qui da noi, un po' alla volta arriveremo. Stiamo facendo una cosa veramente seria con il coinvolgimento, ecco, cittadinanza attiva. Noi abbiamo bisogno che la cittadinanza diventi attiva, perciò adesso inizia la primavera, ecco, uscite, andate a vedere, perché veramente ci sono delle cose che dovete informarvi, sapere, perché può capitare a chiunque. Guardate che il nemico è sempre dietro l'angolo, lo dico sempre, avete visto gli incidenti anche di ieri, non ce n'è per nessuno. Ogni giorno noi apriamo e sentiamo i telegiornali e sentiamo cosa dicono, perciò la prevenzione è fondamentale. Però dottoressa, quello che volevo dire, ecco, è l'importanza, ecco, della natura, ecco, come lei ha detto, sì, il teatro ma anche il parco. Io mi ricordo anni fa, quando io con questo progetto dell'ULS 2 al Parco dello Storga, dove arrivano queste persone diversamente agili, c'era una ragazzina seduta su una sedia, dottoressa, e era una giornata bellissima, una temperatura fantastica, e questa ragazzina erano tanti mesi che non si alzava più dalla sedia, non voleva camminare, non voleva alzarsi, non voleva essere toccata, accompagnata, non voleva niente. A un certo punto eravamo là che si chiacchierava con gli educatori, vediamo che questa ragazzina si alza e inizia a camminare piano, piano, piano. Allora, io penso che le gambe tremavano a tutti gli educatori, perché non si aspettavano una cosa del genere. Allora io penso, cosa riesce a fare la natura da sola, in silenzio, senza farmaci, senza niente, solo con la volontà? Chissà, il silenzio, il verde, cosa sarà successo nella mente di questa ragazza? Ecco qua, Sandra, il cervello che parte in maniera diversa. Ecco, chissà cosa ha visto. E si è avvicinata a un albero enorme, gigante, che abbiamo la fortuna di avere,
e l'ha abbracciato. Se l'è messa vicina, ha aperto le braccia e l'ha abbracciato. Nella commozione di tutte le persone che l'avevano in cura è stata un momento anche molto emozionante anche per me, tanto è vero che io abbraccio sempre quell'albero, da quando l'ho visto fare a lei lo abbraccio anch'io e dico chissà che forza mi dai, che forza hai dentro di te. Quanto è importante, ecco, fare una riabilitazione oltre all'interno, come dice lei, con tutta questa meraviglia di tecnologia che abbiamo, ma anche rapporto natura. Dottoressa. Sicuramente lo è molto, tanto è vero che il progetto appunto a cui accennavo prima si chiamerà La cura oltre le mura, perché sappiamo quanto dopo la fase, diciamo, iniziale di stabilizzazione del paziente il reinventarsi in un nuovo io passi anche attraverso la sperimentazione. Ecco perché ad esempio noi con la sensibilità e la collaborazione del Comune di Motta di Livenza, dove sorge la struttura, abbiamo disegnato dei percorsi dedicati ai nostri pazienti che includono anche il passaggio in aree verdi, che sicuramente hanno quella forza proprio, quella potenza di rimetterci in comunicazione con la nostra essenza, con la parte più intima, diciamo, di noi, no? Ed è quel collegamento, quell'allineamento che a volte ci consente anche di superare le barriere che gli eventi traumatici provocano. Devo anche dire che in Horas la presenza di neuropsicologi è fondamentale nel progetto riabilitativo e nel team riabilitativo, svolgono un ruolo fondamentale e lo svolgono col paziente e con la famiglia, perché chiaramente a volte noi sappiamo che è più la famiglia ad aver bisogno di un supporto all'inizio, specie, che non il paziente stesso, e quindi questa leva che comprende anche appunto le uscite, i percorsi in outdoor, dove si trova però anche un terreno accessibile, che non è, attenzione, la barriera architettonica, perché quella è già superata. Esatto. Cioè oramai dobbiamo ragionare in un'ottica di sensibilità del territorio e quindi di avere un territorio accessibile, che è anche per la mamma con la carrozzina o per chi ha una frattura temporanea a un ginocchio. Cioè un territorio accessibile significa un territorio gentile, un territorio che si prende cura di chi ha più bisogno, di chi è più fragile in quel momento. E quindi noi, tramite questo progetto in cui crediamo molto, in rete con tutti i coattori del sistema, quindi con ovviamente le istituzioni, ma anche tutte le associazioni, ma anche il mondo delle imprese, ma anche le scuole, che per noi sono un partner fondamentale, e le istituzioni religiose, tutti insieme dobbiamo far rete per far sì che questo intervento sul paziente resti, perché bisogna anche mettere una piccola nota dolente: questi interventi riabilitativi sono molto costosi, cioè al sistema, esatto, la cura di queste persone costa, e allora posto che è sacrosanto curarle, dobbiamo anche far sì che questo intervento riabilitativo resti, in maniera tale che poi una paziente, una volta restituito al suo ambiente, possa comunque proseguire una vita che è una vita piena, serena, e anche magari priva di quei costi sociali che invece diversamente ci sarebbero. Quindi cercare di rendere il paziente protagonista della sua nuova vita, e questo è molto importante per noi. Dottoressa Romanello, prima Sandra diceva una cosa importante, parlava di pubblico, ecco, rapporto pubblico-privato. Dottoressa Romanello. Beh, allora diciamo così, che Horas è una struttura che è un unicum nel panorama sanitario della nostra regione. Perché questo? Perché Horas è nata nel 2004 come sperimentazione gestionale mista, pubblico-privato. Ne furono fatte 4 in Veneto. La normativa nazionale appunto consentiva la creazione di queste sperimentazioni gestionali, che sono una forma mista di gestione, e quindi forma mista anche di capitale sociale, in cui si partiva dall'assunzione, diciamo così, che il privato avesse quella capacità organizzativa e gestionale che rendeva più efficace ed efficiente la gestione stessa.
Questo fu nel 2004 e proseguì per 10 anni. Questa sperimentazione rimase mista, pubblico-privata, per 10 anni. Dopodiché, visto che i risultati erano molto buoni, la Regione Veneto, in maniera lungimirante, decise di internalizzare, quindi di rendere completamente pubblico questa sperimentazione. Le altre ebbero destini diversi, quella di Motta di Livenza fu l'unica destinata alla stabilizzazione, quindi di fatto dal 2014 è entrato nella programmazione sociosanitaria regionale come ente pubblico, quindi come ospedale pubblico, nell'ambito della rete di US2, quindi siamo uno dei presidi ospedalieri dell'azienda US2, lavoriamo in sinergia e in rete chiaramente con l'azienda ospedaliera e siamo un pubblico a tutto l'effetto. Devo dire che è rimasto un po' l'imprinting iniziale della gestione e che quindi sicuramente, posto che siamo comunque una SPA per quanto pubblica, abbiamo molto attenzione alla gestione del processo e quindi cerchiamo di eliminare quegli sprechi, quelle diciamo inutilità dei percorsi che non portano valore aggiunto e magari ci rallentano. Chi è venuto da noi ha potuto sperimentare come tutto il processo di gestione anche del percorso ambulatoriale sia molto veloce, sia informatizzato e noi puntiamo molto ad esempio a essere rispettosi dell'orario di appuntamento, proprio perché sappiamo che magari una persona ha fatto anche 40 minuti o 30 minuti di strada per venire fino a Motta e quindi riteniamo doveroso e riteniamo proprio doveroso, direi, essere attenti e puntuali nell'erogazione delle prestazioni. Chi viene da noi fa la visita o comunque l'esame strumentale, ritira già direttamente dischetto e referto in maniera tale da non dover poi tornare e poi può rientrare a casa sua. Ecco, questa capacità gestionale e organizzativa devo dire che è più tipicamente delle organizzazioni di stampo privatistico. Mission e vision, cioè i valori e la missione, sono pubbliche, quindi è un ospedale pubblico a tutti gli effetti. Capite che importanza è il valore che abbiamo nel nostro territorio, perché bisogna anche dire quello che funziona, certo. Che noi diciamo sempre quello e sentiamo molto quello che non funziona, ma dobbiamo anche vedere il bicchiere mezzo pieno, che vale veramente la pena. Pubblicità. Siamo con la dottoressa Oriana Romanello, amministratore ospedale riabilitativo di Motta di Livenza, che non finisce di stupirci per le cose che ci racconta, che abbiamo la fortuna di avere. Ecco, questi sono gli investimenti che vogliamo noi, dottoressa, perché è un servizio alla persona, questa persona che non si sente più sola, che è accompagnato in un percorso riabilitativo molto utile anche per la sua poi autonomia, perché è là che poi andiamo a parare. Prego, dottoressa, anche orari, ad esempio gli orari che avete. Prego. Sì, beh, sicuramente sono tanti temi e tutti quanti validi, ma sicuramente credo che sia anche responsabilità di chi guida le organizzazioni di cercare di lasciare un segno di miglioramento rispetto a quello che è il contesto. Dal punto di vista, diciamo così, operativo, noi a Motta di Livenza in particolare lavoriamo, siamo aperti come poliambulatorio dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato, quindi cerchiamo proprio di essere massimamente disponibili per tutti anche i pazienti. Il sabato avete sentito? Sì, lavoriamo dalle 8 alle 20 anche il sabato, è tutto aperto, e anche perché cerchiamo di conciliare appunto anche le esigenze di chi magari fatica a prendersi un permesso per venire a svolgere un esame, quindi cerchiamo di essere più vicino possibile alla popolazione dando un'ampia possibilità appunto di prenotazione. I servizi di prenotazione sono tramite il CUP unico dell'ULSS e più noi abbiamo il nostro servizio di prenotazione aggiuntivo che lavora in contemporanea, diciamo, a quello dell'ULSS, quindi cerchiamo di dare ampia disponibilità. Ci sono liste d'attesa lunghe, dottoressa? No, allora devo dire che Motta di Livenza ha un'ampia offerta che è a disposizione chiaramente della US2, perché noi siamo uno dei punti erogativi di US2, ma tendenzialmente credo che insomma molti che hanno provato lo possono confermare, nel giro di al massimo una settimana viene dato l'appuntamento, quindi dopo ci sono magari alcune branche più in sofferenza di altre, ma tendenzialmente riusciamo a dare un'ottima risposta. Ecco, in questo momento stiamo vedendo gli ambulatori del sonno, è un argomento che mi piace toccare perché la pneumologia
ha nell'ambito, diciamo così, riabilitativo la degenza, quindi i ricoveri, e il day hospital, che è molto importante perché ci aiuta a fare prevenzione per i pazienti, così che evitano la riacutizzazione delle loro criticità respiratorie. Ma a livello ambulatoriale siamo un centro molto molto importante, uno dei centri più importanti di quest'area del Veneto per quello che sono i disturbi legati al sonno, che è una patologia che sta molto aumentando e che ha numeri significativi. Pensi, Mirella, che l'anno scorso abbiamo fatto più di 650 polisonnografie, cioè esami che monitorano il sonno del paziente a domicilio tramite una macchinetta che viene messa e viene restituita il giorno seguente, e si analizzano le fasi del sonno per vedere se ci sono eventuali apnee, per poter poi intervenire in maniera compensativa. Una macchinetta che viene applicata? O viene come, diciamo così, quella che viene fatta per il monitoraggio pressorio, monitora il sonno del paziente mentre dorme nel suo letto a casa sua. Quindi il paziente viene, gli applichiamo questa macchinetta, va a casa sua, il giorno successivo ci riporta la macchinetta, il medico, l'infermiere prima pulisce tutto il tracciato, e tra l'altro abbiamo infermieri che sono specializzati in pneumologia, perché questo è un tema molto importante. Poi il medico ovviamente valuta il referto e riconvoca il paziente in una visita di controllo e fa le valutazioni col paziente in ordine alla necessità o meno di proseguire l'indagine su come si è svolto il suo sonno. Questo solo a chi ha apnee, oppure anche, allora, diciamo che la polisonografia viene prescritta dal medico, che può essere un medico specialista o il medico di medicina generale a seconda, e riguarda le apnee notturne piuttosto che altri disturbi. Diciamo che fondamentalmente i grandi russatori, ecco, usiamo questo termine, visto che anche io a casa ne ho una, quindi è un tema su cui siamo sensibili, è di solito il paziente a cui viene prescritta questa tipologia di indagine per andare a verificare la natura della tematica, insomma, ecco. Però è un centro molto importante, ne abbiamo fatte più di 650 lo scorso anno, per dire una delle tante cose che appunto viene svolta, insomma, ecco, perché la parte pneumologica è molto molto sviluppata in ORAS. In epoca Covid abbiamo curato più di 200 pazienti, quindi pazienti gravi che dopo magari ricoveri anche lunghi, specie nelle prime ondate, diciamo così, avevano esiti importanti, che sono stati riabilitati da noi con percorsi lunghi, tra cui abbiamo avuto anche il pugile Maurizio Stecca, nostro ospite anche lui, un caro amico, sì, che ha fatto da noi un grande percorso riabilitativo e che anche lui è stato un esempio, diciamo così, per chi ci stava passando, quindi l'idea di combattere, anche di vincerlo, insomma, questo nemico, diciamo così. Quindi sono tante attività che in qualche maniera compongono un servizio pubblico che penso siamo molto fortunati ad avere nella nostra regione. Allora, ultima cosa, perché ormai il tempo, come avete visto, è volato con la dottoressa Romanello. Ecco, forza lavoro, giovani, quanti, donne, uomini, com'è? Chi si avvicina a questa importante riabilitazione? Perché è fondamentale, bisogna anche avere una certa predisposizione, una passione. Prego, dottoressa. Assolutamente. Beh, allora, io credo che sia anche un tema proprio legato a una vocazione, nel senso che lavorare con un paziente fragile in qualsiasi tipo di setting presuppone sicuramente una disponibilità al prendersi cura dell'altro che bisogna un po' sentire dentro. Sicuramente c'è un tema generazionale legato anche al fatto che le esigenze dei professionisti cambiano negli anni, perché sono legate proprio alla generazione di appartenenza. E si pensi, Mirella, che noi stiamo facendo anche un welfare differenziato per generazione, nel senso che abbiamo visto che i nostri dipendenti cinquantenni vogliono cose diverse dai trentenni, e quindi cerchiamo anche di differenziare. Magari c'è chi ha più piacere di lavorare con certi orari, c'è chi ha più necessità perché magari spesso ci troviamo a essere cerniere tra i figli e i genitori, quindi generazioni di mezzo. Cerchiamo di agevolarli in ogni modo con tutti gli istituti che prevedono i contratti, ma anche andando a interpretarli un po' con buon senso, no? E quindi cerchiamo davvero di andare incontro ai nostri dipendenti. Sicuramente c'è un tema formativo molto importante, perché è chiaro che il senso di appartenenza
è un senso di appartenenza anche ai valori, ogni azienda si muove su dei valori e in qualche maniera lavorare in Oras significa anche essere parte di una squadra che ha un certo assetto di valori. Questo per noi è molto importante perché appunto, ripeto, ogni settore di produzione ha le sue specificità, ma proprio per il discorso di prima, che la medicina cura e l'umanità guarisce, è difficile che chi lavora con noi non abbia questo senso di umanità, perché è quello che aiuta a fare quel passetto in più e a portare a casa il vero risultato. E quindi quella umanità che noi mettiamo dentro tutti i nostri interventi, che sia una visita, che sia un esame strumentale, che sia un percorso riabilitativo di una settimana o di un anno, il paziente per noi è davvero al centro e l'umanità con la quale ci prendiamo cura di lui e della sua famiglia per noi sono veramente un mantra assoluto, insomma. Allora, dottoressa, ormai l'ora, come ho detto, è passata. Come vuole salutarci? Che messaggio vuole lasciare qui a Sveglia Veneti questa mattina alle tante persone che la stanno ascoltando? Beh, intanto vi ringrazio per questa opportunità e credo che il messaggio debba essere anche quello Vediamo le immagini, scusi dottoressa, ancora di questo centro riabilitativo molto importante. Alla regia, grazie, prego. Di vedere anche le eccellenze che abbiamo. Ecco, noi siamo portati, l'essere umano è portato a volte anche un po' in qualche maniera a vedere le cose che non funzionano, le cose che sono, chiamiamole, migliorabili, però dobbiamo anche essere in qualche maniera orgogliosi di essere parte di un territorio, di una regione che ha molte di queste eccellenze, perché oggi parliamo di Motta di Livenza, ma comunque la nostra sanità, oltre che per riconoscimento anche recente, era la settimana scorsa, diciamo così... Oddio, il presidente della Lombardia è molto d'accordo, Fontana è molto arrabbiato. Ma diciamo che sicuramente ci sono molte realtà del pubblico che meritano e che sono davvero delle eccellenze, quindi insomma di essere anche orgogliosi, di essere soddisfatti di quello che abbiamo e di ricordarci sempre che il personale medico è non solo in epoca Covid ma anche dopo va veramente riconosciuto per quella grande senso di vocazione di mettersi al servizio di noi cittadini. E dottoressa, quelli che sono a casa magari a letto adesso, che sono depressi, ecco, che non vedono più il mondo come era prima a causa malattia o incidente, cosa vuole dire? Beh, allora io credo che non siamo in realtà soli, che bisogna anche avere la forza di chiedere aiuto, questo è molto importante, che c'è un mondo di volontari pronti a scendere in campo. A volte la difficoltà è quella di trovare il canale per chiedere aiuto e quindi in questo senso forse anche tutti noi ci possiamo mettere più a disposizione per arrivare a tutti o comunque far conoscere i servizi che il territorio offre a favore di tutte le persone, specie di quelle più bisognose. Grazie, grazie alla dottoressa Oriana Romanello, amministratore ospedale riabilitativo di Motta di Livenza, di essere stata con noi, di avere veramente spiegato in maniera anche semplice ma molto competente cos'è l'Oras di Motta di Livenza. Grazie, grazie, pubblicità. Siamo con Giampaolo Vallardi, già senatore ma soprattutto savno. Sabato abbiamo parlato di Contarina, questa mattina parleremo di Savno, che ringrazio sempre anche per l'importante supporto che negli ultimi anni ha dato al Banco Solidale col pellet, che è stato come l'oro, sapete l'oro colato quando lo distribuisci, perché quei soldi che non ci sono per riscaldarsi, capite bene cosa vuol dire portarsi a casa 4-5 sacchi di pellet. E saluto anche Gabriele De Simone, direttore e docente Scuola Alberghiera di Alviano. Grazie veramente direttore di essere qui con noi, veramente grazie. So che poi non so se ci saranno anche altre persone, grazie anche a lei di essere con noi. Allora partirei proprio da Giampaolo Vallardi. Cosa sta succedendo, ecco, in questa raccolta differenziata, in questa meraviglia che abbiamo nel nostro territorio delle eccellenze nel vero senso della parola? Prego Vallardi. Bene, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie Mirella per l'ospitalità che dai anche per raccontare le cose che stanno succedendo nel nostro territorio. Savno continua a lavorare nel territorio, forte anche dei risultati che siamo riusciti a portare a casa.
Ricordo che abbiamo vinto il primo premio di Lega Ambiente anche quest'anno come miglior raccolta differenziata nel territorio, questo grazie, devo dire, all'impegno dei nostri cittadini che ci danno una mano perché ci credono in questa raccolta differenziata che ci permette anche poi alla fine, con la valorizzazione di tutto il percorso dei rifiuti, cioè quello che riusciamo a separare, quello che riusciamo a raccogliere viene rimesso in circolo con la raccolta differenziata, recuperiamo la carta, recuperiamo la plastica, recuperiamo il cartone, recuperiamo soprattutto, cosa molto importante, il vetro di qualità. Ecco, tutto questo materiale poi viene rimesso, riciclato, quindi viene venduto e ci permette di tenere la tariffa dignitosamente bassa e questo, devo dire, anche rispetto a tanti altri territori, soprattutto in giro per l'Italia, dove si paga molto, ma molto di più. Alla fine è un gioco di squadra, nel senso, con l'aiuto dei cittadini noi riusciamo anche a far pagare meno. Voglio anche ringraziare tutte quelle squadre di giovani, di ragazzi che ci aiutano a tenere pulito il territorio. Vediamo tanto spesso il sabato, la domenica, questi ragazzi che con l'attrezzatura che gli diamo noi, perché forniamo i guanti, forniamo le pinze, ci aiutano a tenere assieme alle amministrazioni comunali che li coordinano, tengono puliti i fossi, perché purtroppo ci sono ancora qualche incivile che getta le borsette dal finestrino, e questo è un fenomeno che va comunque combattuto. Però grazie a queste persone in qualche maniera riusciamo a controllarlo. Di novità abbiamo che continua il forte impegno per quanto riguarda il mondo dell'apicoltura. Sappiamo che l'Ape, Savno, da sempre abbiamo donato oltre 100 alveari alle scuole e alle amministrazioni comunali. Quest'anno stiamo facendo un parco didattico vicino alla nostra sede, circa 3.000 metri quadri, dove metteremo una decina di nuovi alveari, ma soprattutto pianteremo 3.000 metri quadri di fiori per le api, la facelia e altri tipi di piante mellifere si chiamano, no? In maniera, sarà anche bello, molto variopinto, però tutti quanti questi fiori, e sarà da una parte un campo didattico, perché permetteremo alle scuole di andare a visitarlo, sarà bello da vedere, ma avrà anche, credo, una funzione ambientale sicuramente molto forte, perché devo dire che anche tanti agricoltori si stanno indirizzando verso questa agricoltura biologica, agricoltura sostenibile, quindi è un percorso, ecco, vogliamo anche essere da promotori, e anche dal punto di vista didattico, non solo per i nostri ragazzi, perché c'è anche questa bellissima funzione sociale, ma anche di educazione per quei nostri agricoltori, devo dire sempre meno, che non hanno attenzione per il mondo delle api. Allora, prima di andare dal direttore Gabriele De Simone, andiamo a vedere questo proprio intervento, questo video che ha portato Vallardi, intervento Giovani Don Bosco, la bacheca del riuso. Andiamo a vedere, sentire, poi ci spostiamo ad Aviano col professor Gabriele De Simone. Andiamo a vedere. Salve, allora qua abbiamo i nostri ragazzi che, grazie all'intervento, alla professionalità di Deborah Basei, a cui dopo passerò il microfono, intanto cominciate a coinvolgere il ministro, rendono belle le cose che non sono proprio più belle. Possiamo guardare questa sedia e questo comodino, che insomma sono stati fermati prima di entrare in discarica, e noi insomma cerchiamo di rendere nuovi e belli soprattutto. Abbiamo il corso delle vendite, il corso della logistica, per cui con i ragazzi delle vendite che proviamo a vedere che le cose belle valgono e possono essere proprio distribuite con piacere. Ah, come i manifesti, io lo facevo sui manifesti. Questo funziona meglio qui che l'elettrico, mi pare. Sì. Sì, vabbè, bene, dai. Un applauso. Sto migliorando vista d'occhio, anche perché lo facevo sui manifesti elettorali, passare la colla sotto e poi con la pennellata sopra. Tutto torna utile. Ecco, bene. Su questo Deborah ci può aiutare un secondo?
Grazie. Buongiorno Ministro, sono Deborah Basei, la fondatrice di Ricrearti, perché questo progetto nasce proprio dal riuso creativo di elementi che prima di entrare all'ecocentro possono diventare belli, risorsa estetica, perché questo è il tavolino che sta per essere decorato, questo è un mobile finito, quindi sono opere d'arte. Infatti come il senatore Vallardi sostiene, diciamo che noi cerchiamo di dare valore al valore dell'artigianato e quindi insegnare ai ragazzi a decorare, a rivestire un mobile è una cosa importante, perché l'Italia, patria dell'arte e dell'artigianato, quindi ha tutte le risorse per poter essere ricreare, e poi avremo modo insomma di vedere anche altre cose. Ma Sua Barbara, gli facciamo fare qualcosa o no? Li facciamo incollare il pezzettino, perché sennò no, devi incollare, devi incollare. Può continuare. Il pezzettino. Una volta c'erano le applicazioni tecniche. Sì. Sebastiano, mi passi il pannello dietro. Il pannello. No, prendiamo. Ecco, queste sono fotografie. E matita. Grazie alla cucitura noi possiamo unire i pezzi e viene composto questo astuccio. Non ho capito. Mi dica No. che si possa spiegare. Allora, prima cosa da fare, dai, cosa facciamo? Ecco, fallo te. Quello fai così. Ok, bisogna collarlo? No, questo qua è la forma. La forma, perfetto. Bisogna prendere il pannello, Sì, prendere la forma, poi prendere il pezzo e così via. E come si fa a prendere la forma? con questa sagoma. Sì. Ricalchi la sagoma. Si appoggia la sagoma. Dammi una birra. Sì. Dai, bravo, fallo, bravo. Mi sento di dire che Sara, che sta spiegando al Ministro brava. come si lavora, merita anche lei un applauso. Esatto, perché non è proprio E il bello che normale. E io faccio finta di dirigere anche. Quindi Però dicevo che c'erano le applicazioni tecniche alle medie. esatto, E adesso insegnavano economia domestica, che non era sbagliato. infatti Proprio per applicazioni tecniche nelle scuole medie, sì. E possiamo vedere. contro lo spreco del cibo. Glielo spieghiamo al Ministro. Da Ministro, fare. questi sono tutti i pannelli che di solito decorano la città, un altro progetto fatto con Savno e il comune di Conegliano, quindi ricreiamo Conegliano perché noi andiamo a rivestire la città, le vetrine dei negozi sfitti con le fotografie delle opere che i ragazzi fanno nelle scuole, e quindi è un progetto di rigenerazione urbana. E in più è un progetto di economia circolare, perché quando togliamo i pannelli ritagliamo i pezzi, li abbiniamo agli scarti industriali, materiali delle industrie che ci regalano, e diamo vita a nuove risorse, e con il ricavato delle risorse ci sosteniamo altre mostre. Quindi sono progetti virtuosi che portiamo avanti. Bravo. Bene, un Adesso ho capito. applauso a tutti gli amici dell'Istituto Don Bosco. Allora, i ministri saranno anche bravi a parlare, ma quando che ti metti a lavorare, a semo perda, ecco, facciamoli parlare, che è meglio. Il lavoro è un'altra cosa, l'abbiamo visto e confermato anche dal ministro. Sì, ma ha imparato funziona così. ha imparato in fretta. Vallardi è già stato senatore, sa di cosa parlo. Parlare è una cosa, lavorare è tutta un'altra cosa. Allora saluto anche Rocco Micale, collegato con noi da Roma, vicepresidente Associazione Penelope. Buongiorno anche a lei, Micale, di essere qui, buona giornata. Però io passerei proprio al professor Gabriele De Simone, direttore di questa importante scuola in Friuli Venezia Giulia, questa scuola alberghiera. Allora, professore, questi ragazzi, questa meraviglia che abbiamo visto, che insegnano al ministro a lavorare, perché veramente era un po' impazzato nel vero senso della parola, se li lasciamo parlare e li ascoltiamo, forse abbiamo anche noi da imparare. Prego, professor De Simone. Buongiorno a lei e ai telespettatori, grazie anche dell'invito. Beh, i nostri ragazzi nascono all'interno di questi percorsi per sviluppare proprio quella che è una competenza pratica, manuale. Quindi, scusi professore, Vallardi ha detto che assomiglia a Bonaccini, infatti è una somiglianza terribile, spieghi bene se c'è una grande differenza. Prego professore. Allora,
io approfitto per salutare il senatore Vallardi. Noi ci siamo conosciuti proprio in Senato 5 anni fa, quando abbiamo fatto come GAL un evento alla presenza anche del Presidente del Senato. Buongiorno. Buongiorno. In cui abbiamo portato giù per novembre solo donne, solo ragazze dei nostri percorsi che hanno cucinato per i senatori, se ti ricordo, era il 2019. Hai capito? Sì, è stata una bellissima era una delle, spieghiamo bene, era una delle manifestazioni per far conoscere le best practices, le migliori realtà che avevamo nei territori, e quindi organizzavamo in Senato queste cene a tema in maniera tale da far valorizzare le eccellenze dei territori, sia dal punto di vista professionale, in questo caso quelle rappresentate dal dottore, sia i nostri prodotti. Non vi fate mancare niente in Senato, e alla Camera non manca mai niente, anche perché ho letto il menù che mangiano, i prezzi, hai voglia? Professore, andiamo avanti perché sennò... Prego, professore. Era un altro taglio, no? Ma si collega, in qualche maniera a questo aspetto, perché lì i ragazzi sono stati messi proprio di fronte alle istituzioni, hanno svolto loro il compito di preparare per i senatori, e in più antecedentemente nella sala nasseria avevano esposto loro davanti ai senatori quelli che erano i menù, la logica della presentazione dei piatti caratteristici della nostra regione, che è una regione anch'essa che si differenzia molto rispetto al territorio, e quindi va dalla cucina della terra a quella del mare. E quindi, tornando alla domanda, sì, i nostri ragazzi hanno quella competenza, diciamo, manuale, che si basa un po' su quella che è la didattica di questo tipo di scuole. Considerate che l'aspetto pedagogico delle nostre scuole si basa sul lavoro. Il lavoro viene messo al centro dell'azione pedagogica, e questo sia nel momento in cui vengono svolte le attività, le lezioni dentro le scuole, dentro il centro, sia poi quando vanno presso le aziende, perché sono percorsi che hanno una forte alternanza scuola-lavoro. Professor De Simone, non è che riuscite anche a far esprimere la creatività di questi ragazzi? Perché io sono convinta che abbiamo veramente dei creativi in tutti i settori. Prego. Abbiamo certo la possibilità, dopo vi faremo vedere anche come la creatività che hanno espresso i nostri ragazzi ha portato a vincere anche un concorso, e lì è stato proprio un lavoro di costruzione di quello che è il prodotto finale attraverso la loro creatività. In questo caso è con la pasticceria, oppure vengono fatti aspetti creativi rispetto a quelli che sono poi i menù e gli esami che loro dovranno preparare alla fine dei percorsi. Cioè viene lasciato quello spazio per poter fare in modo che loro sviluppino. Guardi, per farla molto brevemente, lei consideri che la nostra scuola si basa su 3 tipologie di conoscenza che vanno sviluppate, ok? La conoscenza come sapere, la conoscenza come saper fare, e quindi l'abilità, e la conoscenza come saper essere, quindi l'individuo che deve sviluppare una propria Allora, professore, siccome devo correre perché il tempo è tiranno, vorrei far vedere anche questo video che anche lei ha mandato, che è molto importante per far capire anche questa scuola alberghiera. Andiamo a vedere video esami. Benissimo.
Allora, professor De Simone, una cosa importante da capire è anche cosa vuol dire aver voglia di imparare, aver voglia di creare, perché tu ti avvicini a questa scuola, devi avere una certa passione, o tramandata in famiglia oppure da sola, ti è venuta, ecco, l'importanza anche di capire, ecco, il percorso che deve fare ogni ragazzo che arriva, perché deve essere un percorso veramente sentito anche questo. Sono ragazzi che poi si impiegano anche il sabato e la domenica, io li vedo in varie situazioni, non si lamentano mai, sono felici, specialmente se arriviamo con le telecamere sono ancora più felici perché hanno la loro visibilità e hanno piacere di far vedere quello che hanno creato. Prego, professore. No, ma è assolutamente corretto. Loro trovano nel momento in cui erogano un servizio proprio il loro momento di riconoscimento di quello che loro impegnano. La parte di creatività, che avete visto anche un po' nel filmato, perché si va a sviluppare quel livello di autonomia, quel livello di creatività che poi necessitano anche del mestiere, perché nel loro percorso futuro l'aspetto creativo nel realizzare nuovi piatti, nuovi menù, nuovi dolci è assolutamente quello che farà la differenza, è estremamente fondamentale, cioè lo stimolo vale anche per la sala, nella parte del bar ad esempio, l'altra attività dove i ragazzi sviluppano maggiormente questo aspetto creativo e che li attira anche molto è quello del cocktail ad esempio, inventano cocktail, inventano ricette e poi magari partecipano a qualche concorso, cioè il potersi mettere con una divisa addosso di fronte a una situazione reale dove far vedere quello che loro effettivamente sono stati in grado di apprendere ad imparare, questo è un elemento estremamente stimolante per loro e lì bisogna cercare di puntare per tirare fuori quei talenti che ognuno di loro ha, perché i ragazzi hanno talenti. La nostra capacità è quella di riuscire a tirarli fuori e fare in modo che loro ne prendano coscienza, perché con l'adolescenza, sapete, bisogna lavorare in primis sull'autostima e l'autostima la crei attraverso questi percorsi dove li fai capire effettivamente il loro valore e anche le loro potenzialità. Quindi è vero, la parte creativa è un elemento di distinguo. Grazie professore, andiamo a conoscere anche Rocco Micale, collegato con noi da Roma. Professore. No, rimane ancora, poi ci colleghiamo ancora, che è vicepresidente Associazione Penelope. Un po' riusciamo a parlare tutti e a conoscere anche tante cose, però prima di dare la parola a Rocco Micale andiamo a vedere anche questo video che ha mandato, che è bellissimo, importantissimo, questo fumetto al parco. Andiamo a vedere. Tanto complimenti Micale per questo bellissimo fumetto, le immagini parlano da sola, ma l'importanza di fare prevenzione anche con il fumetto, con le immagini, per far capire che il nemico può essere dietro l'angolo, che tu non ti accorgi, non lo vedi, non lo senti, ma c'è. Ci sono sempre due occhi che ti guardano. Prego Micale. Buongiorno, grazie dell'opportunità.
Ringrazio Emanuela Petri, che è stata lei l'autrice del fumetto, che poi è la sorella di Sara Petri, che tutti conosciamo la storia. Ha voluto donare questo fumetto a noi dell'associazione perché è entrata in empatia con tutto lo staff di Penelope Italia. Quindi la ringraziamo ancora per questo fumetto che noi presentiamo nelle scuole elementari ai ragazzi, ai bambini di quarta e quinta elementare. Lo facciamo insieme ai nostri psicologi, dove li preparano, fanno delle schede opportune e le presentano nel modo garbato che un bambino possa apprendere nel miglior modo possibile. Le scuole effettivamente ci accolgono volentieri e diciamo che a volte anche le mamme sono interessate a questo fenomeno e vogliono fare anche loro una sorta di aggiornamento, di preparazione, di informazione su come procedere in caso di scomparsa, specialmente per i minori in questo periodo che ahimè ne stanno scomparendo un po' tante. Anche qui nel nostro territorio ce ne erano scomparsi 2 o 3, li hanno ritrovati fortunatamente anche in breve tempo, devo dire, e dobbiamo dire grazie anche alle forze dell'ordine, questo tantan che c'è anche nei social, che delle volte li condanniamo ma delle volte sono utilissimi. Cos'è che la preoccupa di più? Veramente che quella che dà fastidio anche a voi dell'associazione Micale in questo momento, dove bisogna anche investire, perché veramente le scomparse, come dice lei, cominciano ad aumentare, sono pericolosissime, e quanto tempo bisogna avere, bisogna informare subito, denunciare subito, aspettare. Abbiamo sentito cosa sta succedendo anche in Friuli Venezia Giulia con questa donna che prima sembrava che si fosse uccisa, adesso sembra che qualcuno l'abbia uccisa. Ecco, questa scomparsa che viene data dopo giorni. Prego Micale. Si è bloccato? Vediamo se riprendiamo. Niente. Allora andiamo dal nostro Vallardi perché non parte. Allora quello che invece preoccupa Vallardi cos'è? Ecco, questa Savano, come ha detto lei, le tariffe rimarranno, non ci saranno aumenti, non è mica facile gestire, ecco, con l'aumento delle materie prime, costo del lavoro. Prego Vallardi. Nessuna preoccupazione, perché se le cose continuano così, con la collaborazione dei cittadini, con i tanti canali dove stiamo investendo, perché c'è un rinnovo tecnologico, noi abbiamo puntato molto al recupero dei materiali, ma tutto il recupero dei materiali funziona perché i cittadini ci danno una mano, sono bravi a differenziare, arrivare a oltre il 90% di percentuali di raccolta differenziata non è merito solo di chi è in Savano, degli operatori, che ringrazio perché ricordo che si alzano alle 4 di mattina tutte le mattine proprio per un lavoro anche non bellissimo d'estate con temperature torride, d'inverno col ghiaccio, è un lavoro di squadra, un lavoro da parte di tutti quanti con l'innovazione tecnologica. Ricordo i grandi investimenti che stiamo facendo dal punto di vista impiantistico proprio per recuperare i rifiuti che poi vanno venduti e che poi servono ad abbassare le tariffe, quindi è un lavoro di squadra, quindi preoccupazione sì, chiaramente, anche se i combustibili aumentano noi andiamo con il biometano che ci produciamo dalla nostra frazione organica. Ricordo, per chi ancora non lo sapesse, tutto il rifiuto umido che raccogliamo con la raccolta porta a porta viene lavorato poi nei biodigestori da cui si produce il biometano e si produce anche il compost che noi poi sistematicamente ogni anno regaliamo ai ragazzi delle scuole assieme a delle piantine proprio per sensibilizzare su questo circuito virtuoso, come si diceva, dai diamanti non nasce nulla, dal letame nascono i fiori, diceva De André, mi sembra era. Aspetti, quindi che voglio sentire anche De Simone. Professore, cosa sembra di questa iniziativa di regalare queste piantine ai ragazzi da piantare per poi raccogliere? Vedo anche dei ragazzi vicino a lei, che poi vediamo se riusciamo ad ascoltarli. Chi c'è in diretta adesso? Forse il professor Angelo Buffo?
Eccolo là. Professore, allora cosa ne pensa? Non so se ha sentito quello che ha detto il già senatore Vallardi su questo riuso, su questa collaborazione anche con le scuole, con i ragazzi. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Niente, è importante non sprecare. E noi facciamo anche un percorso finanziato dai fondi europei proprio per il riutilizzo di quelli che sono considerati scarti, che poi di fatto gestiti correttamente invece poi sono una risorsa. E come società opulenta siamo sempre là, compriamo l'ultima cosa, in realtà dovremmo assolutamente acquistare ciò che poi andiamo a consumare. Quindi non posso che essere d'accordo. Scusi, ma cosa c'è dietro di lei? Vediamo una meraviglia. Cosa avete creato? Ecco. Allora io volevo, se lei se mi dà l'ok, volevo passare un po' la voce ai ragazzi, perché abbiamo dietro di noi la bellissimo che ha vinto il campionato nazionale al SIGEP adesso 2025, quindi quest'anno noi possiamo così definirci la miglior scuola di pasticceria d'Italia per un anno, titolo. Bellissimo. Poi quindi ho i ragazzi che vi presentano velocemente la bellezza di questa scuola. Dico solo due cose veloci: 230 allievi e che mangiano tutti i giorni a scuola, quindi una didattica fondata sull'esperienza diretta. Noi facciamo ristorazione diretta, alta ristorazione, dal lunedì al venerdì per tutti i 230 allievi e non insegnanti, quindi i numeri spesso sono anche superiori, e la sera un altro centinaio di persone che cenano. 230 allievi, 130 convitti. Ha fatto bene a spiegarlo, professor Buffo, perché stavo chiedendo proprio al professor De Simone ma dove va tutto questo ben di Dio di cibo che avete preparato, e lei l'ha spiegato molto bene, ce lo mangiamo noi perché siamo in tanti e hanno modo anche di capire cosa hanno creato. Allora prego, ci dia allora chi è che parla adesso, professor Buffo? Prego, allora, prego. Parlano i vari ragazzi, prego. No, professor Buffo, deve partire dalla donna. No, professor Buffo, voglio la donna io per prima, no, ci mancherebbe. No, ragazzi, che non voglio voi, ci mancherebbe, ma voglio la donna, ma come fra poco è anche la festa della donna. Prego, come ti chiami? Io sono Lettera Mattia e sono alunno della seconda piscina e sono qua per accennarvi velocemente come avviene il transito da noi a scuola. Ci dividiamo in due turni, primo e secondo. Il primo sarà gestito dalla prima B di Ticino e ha un menù molto più semplice, mentre la seconda B, cioè la mia classe, che gestirà questo turno, avrà questo tipo di menù. Adesso vi illustro. Allora, abbiamo 120 persone al secondo turno, 50 persone al primo e 120 persone. Questo menù sarà composto da fusilli al pesto, penne alla matriciana, schifo di maiale arrosto, tacchino alla griglia, patate fornite e pani ridotti. Cos'è la creatività per te? Fermola, no, non ci siamo. No. Ecco la donna. Buongiorno a tutti. Hola, finalmente. Volevo essere la parola a te per prima perché facciamo fatica a salire la scala. Come ti chiami? Eleonora Giorgetto. Eleonora, cos'è la creatività per te e quando hai capito che forse la scuola alberghiera era il tuo percorso del futuro? Prego. Allora, ho capito che questa scuola era il mio percorso già dalle medie, perché mi piaceva molto sperimentare in casa anche con la mia famiglia. E, ho trovato questa scuola solo l'anno scorso e devo dire che è la scuola migliore che io abbia mai visto. Ascolta, ma in casa qualcuno, la mamma, la nonna, c'era questa predisposizione anche in famiglia di mangiare bene, mangiare sano? Cosa hai imparato? Allora, sulla pasticceria non avevo nessuno in famiglia, però sono molto propensi sulla cucina. E ci spieghi un po' questa creazione che avete fatto, che è una meraviglia, la rivediamo perché è talmente bella. Ecco, com'è venuta l'idea di questa creazione che ha vinto questo premio così importante in Italia? Prego, per la vostra scuola, prego. Allora, è nata dall'idea di un po' tutta la classe con anche gli chef. Abbiamo messo insieme diverse idee da parte di tutti e abbiamo realizzato appunto quello che ne è uscito. In 3 ore dovevamo realizzare un soggetto in cioccolato
un uovo, il tutto in cioccolato, una pralina e una mignon. Abbiamo utilizzato i prodotti del territorio. Nella mignon abbiamo una mousse alla camomilla coltivata sui delle Dolomiti e yogurt acidificato, un inserto al picomoro di Tanega, un finanziere al miele di marasca e cacao e uno stress delle fichi tessili. Non si sente molto bene purtroppo ragazzi, ma capiamo qualcosina. Allora passa la parola anche al tuo collega, ecco, vicino a te, prego. A un altro studente? Ciao, come ti chiami? Cutto. Allora, tu cosa vuoi dire di questo bellissimo premio che avete vinto, questa creatività che è stata premiata, perché siete diventati voi i protagonisti? Prego. Abbiamo avuto delle difficoltà con l'uovo, il cioccolato, col caldo che c'era in fiera, abbiamo avuto tante difficoltà. La sfida è stata tenerlo in piedi. Abbiamo rispettato la difficoltà nel forno, si è bruciato lo streusel e siamo riusciti a rifarlo in tempo, però siamo fieri di quello che abbiamo fatto. Ascolta, prima il già senatore Vallardi diceva che lui aveva invitato appunto al Senato queste scuole a fare direttamente, ecco, queste pietanze all'interno del Senato. Per voi è importante anche partecipare a quella che è anche la vita politica, portando la vostra professionalità, il vostro impegno, la vostra creatività? Forse dovrebbero impegnarsi di più gli altri politici, come ha fatto Vallardi, a far capire che ci siete anche voi, che siete veramente dei creativi. Cosa ne pensi? Assolutamente dovrebbero partecipi anche noi. Bene, allora passo la parola al presidente, appunto, Gabriele De Simone, al direttore. Direttore, cosa ne pensa di quello che hanno detto questi ragazzi, la potenzialità che può avere anche la politica? La politica non interessa ai giovani, non la sentono, forse far toccare con mano questa realtà politica non sarebbe male. Cosa dice il direttore? Beh, sì, assolutamente. Diciamo che dal punto di vista della riconoscibilità del valore educativo che la scuola svolge, secondo me c'è. Quindi c'è una partecipazione e un sostegno anche da parte di quelli che sono un po' nella nostra regione, la giunta e l'assessorato in particolar modo. Poi io mi sono messo adesso a ricordare, quindi forse il primo pezzo della domanda non l'ho sentito. No, ma era proprio questa l'importanza di far partecipare a questi ragazzi anche all'attività politica, portando la loro creatività, la loro professionalità, capire cosa fanno queste scuole. Speriamo che riescano a capire che bisogna investire anche di più, fargli toccare con mano quella che è la realtà del territorio. Vallardi, cosa ne pensa di riuscire a premere, perché ha sentito questi ragazzi, hanno detto a noi farebbe piacere, è importante anche per noi riuscire ad arrivare nelle massime istituzioni. Prego. Io credo che bisogna sempre credere nei giovani. I giovani sono il nostro futuro, ma soprattutto bisogna cercargli di dare una speranza in un futuro migliore. Stiamo uscendo da momenti anche brutti, dopo 3 anni di Covid, 3 anni di guerra. Io credo che dobbiamo dare dei messaggi positivi e sicuramente dobbiamo sì dargli una speranza, ma anche e soprattutto coinvolgerli molto di più. Quindi qualsiasi iniziativa, io mi complimento con il professor De Simone e con tutta la loro scuola, perché puntano molto sui giovani, ma dobbiamo farlo a 360 gradi. Dobbiamo dare ai giovani la possibilità di farsi una famiglia, di poter investire, dobbiamo dare ai giovani la possibilità di comprare una casa, cose che ultimamente vedo sono state un attimino tralasciate, perché se iniziamo anche ad analizzare il fenomeno di quanti giovani scappano e se ne vanno all'estero, questo è sintomatico che un po' di insofferenza nei giovani c'è in questo paese. Quindi credo che qualsiasi tipo di iniziativa finalizzata a valorizzare i giovani, a farli rimanere, farli crescere in questo paese, dandogli anche una certezza su quello che è il futuro, sia una cosa che assolutamente questo paese, questo governo lo deve fare, ma soprattutto per poter sopravvivere, perché il calo demografico e i troppi giovani che se ne vanno, troppi giovani che se ne vanno all'estero,
è sintomatico del fatto che qualcosa non va. Allora andiamo a vedere anche il prossimo video che ha mandato questa importante scuola alberghiera del Friuli Venezia Giulia e poi lo commentiamo col direttore Gabriele De Simone e anche magari col professor Angelo Buffo. La prima scuola classificata è la IAL di Aviano. Allora De Simone, mi sente? De Simone, intanto complimenti ragazzi, ma veramente avete fatto una scultura meravigliosa, non so chi le ha ideate, il disegno perché non si sentiva bene, non so se l'avete spiegato, ma avete veramente il nostro applauso, siete stati bravissimi e meritavate il primo premio, ve lo dice la Mirella, ma penso sia d'accordo anche Vallardi che vi vuole dire una cosa, però prima sentiamo De Simone, penso sia un orgoglio anche vostro, direttore, tutti i professori, la scuola in se stessa, prego. Guardi, è un orgoglio enorme, anche perché avevamo già partecipato nel passato e un paio di volte ci eravamo classificati proprio ai piedi del podio, quindi finalmente riuscire a vincere con un'opera, secondo me d'arte, e anche un altissimo livello tecnico è stata una grande soddisfazione. Allora, questo è un lavoro, come veniva detto prima ai ragazzi, fatto a livello di squadra. L'uovo, che è un uovo destrutturato, che prima immagino abbiate visto, è stato fatto anche insieme ad altri ragazzi dei percorsi dei maker, che sono quel percorso di artigiano digitale, quelli che lavorano con le stampanti 3D, che hanno progettato insieme a loro, ad esempio, un disegno innovativo, che poi loro hanno messo e hanno trasformato in un prodotto alimentare. Quindi un po' è stata coinvolta una gran parte della scuola per il risultato finale, dove hanno studiato proprio quelle parti tecniche, merceologiche, che hanno permesso poi di realizzare questo prodotto. Quindi sì, devo dire, intanto approfitto del momento per ringraziare tutti i nostri professori che si sono dedicati in maniera completa a questo risultato, dedicandosi anima e corpo, perché uno degli aspetti vincitrici delle nostre realtà è anche la dedizione all'impegno che i nostri docenti svolgono verso i ragazzi. E poi ai ragazzi che qui ci sono, ancora un bravissimi, perché siete stati veramente bravi. Guarda, ti faccio io l'applauso a nome di tutta Media Nord-Est perché ve lo meritate proprio, siete veramente dei creativi, dobbiamo imparare molto da voi. Vallardi cosa vuole dire a questi ragazzi in particolare, perché sono ragazzi che vanno incentivati, sono ragazzi che hanno bisogno di investimento, che la politica si accorga di loro, che ci sono, prego Vallardi. Beh, innanzitutto complimenti, okay, non è retorica, ma insomma chi vince il primo premio complimenti sì, non sono di rito, ma io ho avuto anche già modo di conoscere non direttamente loro, ma col professore alcuni anni fa nella manifestazione che avevamo fatto al Senato, quindi conosco la loro bravura e quindi continuate così. Poi sono del Friuli, noi siamo in società con un'azienda del loro territorio, la Bioman, e quindi adesso che probabilmente avremo anche modo di incontrarci a breve,
e continuate in questa direzione. Io sono sempre convinto che, ma non è demagogia, i giovani sono il futuro, bisogna credere nei giovani, ma bisogna anche fare azioni concrete, perché poi alla fine si parla, però bisogna dargli delle prospettive forti. Ma credo che la loro scuola sia sicuramente una pietra miliare per il loro futuro, quindi complimenti di nuovo. Allora, una cosa che interessa anche i ragazzi è l'ambiente. Allora andiamo a vedere questo premio che ha vinto Savano, andiamo a vedere proprio Lega Ambiente, questo video con Savano. Adesso dovrebbe partire il video. Allora, intanto che parte il video, professore, cosa ne pensa di questo invito, anche se non proprio esplicito ma implicito, che ha fatto il già senatore Vallardi, di collaborare, di far vedere la realtà del territorio anche per quanto riguarda appunto questa raccolta differenziata? Cosa fanno? Prego, professore. Importantissimo perché l'economia circolare è fondamentale e, come diceva prima il professor Busto, è anche un argomento di lavoro, di studio anche all'interno dei nostri percorsi. Abbiamo anche noi dei progetti dedicati, quindi ben venga, anzi volentierissimo. Poi rispetto al ecco, solo un dato: prima vi venivano detti un po' il numero dei nostri allievi. Comunque, essendo tutto sommato al confine della regione, delle due regioni, un 10% dei nostri allievi vengono proprio dal Veneto, quindi c'è già una sorta di osmosi tra le nostre realtà. Qualsiasi progetto quindi si possa fare assieme è il benvenuto. Allora io mi permetterò di dare i vostri riferimenti, direttori, in maniera che così potete mettervi in comunicazione per un'ulteriore collaborazione, perché io penso che questi ragazzi e questa scuola, come altre realtà, meritano di avere la visibilità e il supporto che devono avere, anche per incentivare questi ragazzi. Cosa ne pensate, ragazzi? Chi è che parla adesso? Professore, passi le cuffie, io voglio ascoltare anche questi ragazzi. Ecco, a chi passa la cuffia? Allora, facciamo una cosa, io un po' a tradimento lo passo a un altro ragazzo che voleva presentare la mise en place. Va bene. Diamo qualcosa. Prima magari gli riassumo un po' il tutto, perché non riescono a sentire perché lavoriamo con gli auricolari. Ciao, mi senti? Sì, buongiorno. Come ti chiami? Marenco Chirino. Ascolta, ci sta parlando col già senatore Vallardi di questa collaborazione anche con la politica, le massime istituzioni, per far vedere la vostra creatività, e soprattutto poi vedremo anche questo filo di Arianna anche con Lega Ambiente, Savano e Lega Ambiente, questo premio che hanno preso, perciò vuol dire, ecco, questa importanza di una conoscenza. Quanto importante è l'ambiente anche per voi? Prego. L'ambiente secondo me fa parte principale, perché se l'ambiente non è adatto a fare alcuni progetti o a seguire gli alunni, diciamo che non c'è squadra, l'ambiente non favorisce agli alunni, anche ai prof, non ci si trova bene insieme. Ma anche perché voi poi cercate anche di abbellire qualsiasi ambiente dove entrate, lo abbellite, ecco, diventa un ambiente veramente intrigante, curioso, bello, i profumi, i sapori, ma anche i colori, come apparecchiate, come preparate. Ecco, qui vediamo ad esempio una tavola imbandita, prego. Sì, questa è una classica mise en place che prepariamo per ogni pranzo o cena che facciamo qui a scuola. Di cose che, come diceva lei prima, che cerchiamo di abbellire, di dare un colore. Abbiamo un centro tavola per tema di carnevale come centro tavola. Invece la mise en place è una classica mise en place che può trovare in alcuni ristoranti. Qui abbiamo è stata preparata per un primo e per un secondo, e abbiamo 2 coltelli e 2 forchette. Un segnaposto in acciaio per il piatto e il tovagliolo per mettere sui piedi per non sporcarsi durante il mangiare, durante il pranzo. Il coltello più vicino al piatto è quello che useremo per il secondo, perché è il primo a partire dal piatto ma il secondo a partire dal fuori, no? Quindi il primo coltello che utilizzeremo è questo, che è un coltello da pesce,
o anche da burro. Quindi la mise en place già ci dice cosa abbiamo da mangiare. Quindi qui abbiamo un primo, e abbiamo il pesce come primo perché abbiamo il coltello da pesce, e come secondo abbiamo un piatto di carne. Invece abbiamo anche un tumbler basso per l'acqua e un calice per vino. I piattini piccoli alla sinistra sono dei piattini per il pane o anche per l'entrée, che è un piccolo piatto prima dell'antipasto o prima del primo. E ovviamente per eseguire una mise en place fatta bene servono delle regole molto dettagliate, diciamo, perché a certi livelli la mise en place si fa anche misurando tutto con 1 millimetro. Molto importante, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, però sai, mi è arrivata una telefonata, non mi ricordo se avevo anche un ospite in diretta, dove dicono che questi ragazzi, molti di loro non sanno come si adoperano le posate. Ad esempio quando mangiano inforcano la forchetta così, tac, la mettono nel piatto. È vero o non è vero? Vi accorgete anche voi che molti non sanno adoperare le posate, i bicchieri, i piatti? Prego. Sì, è vero, perché quando un cliente finisce il suo piatto ci sono vari modi per finire, diciamo, mettendo le posate sul piatto per far vedere al cameriere che appunto ha finito. Ci sono vari modi, o magari il cliente viene in un ristorante che per la prima volta in un ristorante ben allestito e non sa ad esempio come usare il coltello da pesce, perché effettivamente il coltello da pesce non è affilato. È fatto appunto per un pesce morbido, quindi non serve una punta per e se tagliare. sarete invitati al Senato, alla Camera, citerei che poi daremo i punteggi come mangiano i ministri, se sanno almeno sedersi a tavola e mangiare educatamente, e come si usano le posate, i bicchieri, i piattini. Faremo un esame anche a loro, visto che sanno sempre far tutto, vedremo come si comportano a tavola. Allora abbiamo Antonio da Padova. Vai Antonio. Buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti, buongiorno a tutti. Diciamo che anch'io Mirella, quando vado a mangiare anche fuori, quando andrò, perché non so se ci vado, perché le bollette, le tasse mi tassano in modo maniera che delle volte mangio a casa, però purtroppo quando vado a mangiare fuori purtroppo uso il coltello alla sinistra e la forchetta a destra. Io non sono buono di usare il coltello con la destra, io purtroppo faccio quella figura lì e mangio con il coltello con la mano sinistra quando devo tagliare la bistecca. Però io vorrei fare un altro discorso, perché si parla tanto dei giovani. Io dico che i giovani non vengono valutati, la gente scappa perché il giovane non è considerato una palla al piede, perché so che un ministro tempo fa disse che conosco questi giovani e per me potrebbero anche tirarsi fuori dalle balle, e questo qua sono i nostri ministri. Allora io mi incavolo quando tutti i giorni li vedi in televisione che girano avanti e indietro e girano. Cioè, abbiamo la Meloni che è diventata un piccione viaggiatore, è sempre in giro con questo aereo. Ma dico io una cosa, ma chi è che vi paga? Ma cosa costa? Ogni giorno vedi sta gente qua che va a Bruxelles, adesso è andati a Londra, ma chi è che li paga? Tutti sti viaggi qua. E poi Mirella, io tengo la Panda in casa, in garage, perché sennò inquino. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Antonio. C'è qualche ragazzo che vuole ulteriormente parlare, aggiungere qualcosa? Ringraziamo questa meraviglia di ragazzo, questo giovane che ha spiegato anche come si allestisce una tavola, una bella tavola, come si mettono le posate. Ecco, come vuoi salutarci? Nulla, voglio dire che sarebbe bello che tutti saprebbero come si mangia, diciamo. E posso passare la parola ai miei colleghi? Prego. Ciao, come ti chiami? Mi senti? Non mi senti?
Non sento la voce. Professore, dobbiamo fare un altro collegamento più avanti perché non ho il tempo, non ce la faccio. Allora, Gabriele De Simone, purtroppo passi le cuffiette per cortesia perché non sento i ragazzi, non posso perdere tempo. Perché sai, in televisione abbiamo i centesimi, i contatti, super contatti. Faremo un altro collegamento perché veramente siete bravi. Allora, direttore, cosa vuole dire? Ecco, questi ragazzi, la fiducia, ecco, di trasmettere anche, di ascoltare, soprattutto perché hanno una creatività innata, non c'è niente da fare, sono bravi, educati, sanno comportarsi, sanno parlare. Mi dispiace non riuscire ad ascoltarli tutti. Prego, direttore. Allora, vi ringraziamo di questo prestamento, magari ci sarà un'altra occasione per farvi vedere qualche altra attività che è legato magari anche all'aspetto salutistico, perché avevamo immaginato di raccontarvi anche un'iniziativa che facciamo nel breve col Pro di Aviano, ma magari sarà una prossima volta. Quindi anche questo aspetto di trasmettere ai ragazzi l'importanza dell'aspetto salutistico nella cucina, ma anche come prevenzione poi per gli aspetti delle malattie. Questo è un altro progetto su cui si lavora e che riteniamo importante trasmettere ai ragazzi nell'ambito di quella cultura più ampia e di creatività, perché poi si uniscono gli aspetti, come dicevo, di medici con quelli creativi di cui abbiamo parlato un po' durante la mattinata. Quindi grazie ancora dell'apprezzamento. Comunque, se volete rivedere questa sera o domani mattina al massimo su YouTube, vedete la puntata, così vi rivedrete, vi risentirete, perché è molto importante e vi prometto che faremo un altro collegamento con voi. Anzi, se il direttore riuscirà a portarvi anche in trasmissione sarebbe molto bello, magari un sabato, direttore, ecco, a portare questi ragazzi in diretta come hanno fatto altri istituti scolastici, così ascolteremo anche loro, ci terremo in contatto. Grazie veramente a Gabriele De Simone. Ecco la coppa, che bella, complimenti, un applauso. Bravissimi ragazzi. Saluto Gabriele De Simone, direttore IAL, docente di scuola alberghiere in Friuli Venezia Giulia ad Aviano. Saluto anche il professor Angelo Buffo, grazie anche a lei professore. Adesso andiamo a vedere Lega Ambiente, anche questo premio, un altro premio che ha vinto Savro. Andiamo a vedere. Perché noi oggi qui? È stato già detto dai due presidenti, Lega Ambiente Veneto ha collaborato con questo progetto. Io oggi dovevo essere a Roma perché avevo due impegni importanti su Roma, ma ho smontato l'agenda nei giorni scorsi perché abbiamo condiviso la necessità, insomma, di dare rilevanza nazionale a questo appuntamento. Io, Gilberto, lo scorso anno parlai del Veneto come dell'Eden europeo dell'economia circolare in occasione dell'Ecoforum organizzato da Lega Ambiente Veneto, perché oggettivamente questa è la realtà più avanzata. In questa regione, a partire da questa provincia, si raggiungono performance che neanche nei Länder tedeschi si raggiungono. In questo territorio ci sono primati internazionali se non mondiali su questi temi, però come dissi in quell'occasione credo che sia importante anche che i bravi alzino sempre di più l'asticella, come chi vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi poi vuole alzare ulteriormente per provare a fare il nuovo record mondiale del salto con l'asto o salto in alto. E tutte le iniziative che sono state messe in campo, non ultima quella di stamane, credo che meritano l'attenzione nazionale. Qualche anno fa partecipai all'inaugurazione del distributore di biometano, c'era anche il governatore Zaia. Sono stato qualche mese fa all'inaugurazione dell'impianto a biometano di Contarina. Oggi all'inaugurazione di questo centro del riuso di Sabno, perché credo che siano tutti tasselli, il mosaico è già bello completo, ma questi sono tasselli che rendono ancora più bello il mosaico che è stato costruito, col contributo di tutti, dei comuni, delle imprese private, dei cittadini, delle associazioni ambientaliste, non tutte, io parlo della nostra, che hanno dato un contributo per far crescere l'economia circolare anche in questa regione, in tutto il paese, ma perché per fare l'economia circolare servono gli impianti industriali dell'economia circolare, che sono contrastati in tutta Italia. Per completare l'economia circolare, e su questo chiudo, è importante ricordare che il riuso è un pezzo del ragionamento.
non è alternativa al riciclo, discussione che si sta facendo da mesi rispetto al nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, ma il riuso è una parte importante di tutta la, come dire, di tutto lo scacchiere dell'economia circolare e non è alternativa al riciclo. Ecco, appuntamenti come quelli di stamattina credo che siano importanti, per da una parte ricordare che siamo bravi, e dobbiamo ricordare anche in giro per l'Europa che siamo bravi, perché sull'economia circolare noi siamo i leader europei, grazie anche a territori come il Veneto, ma non solo. Va ricordato in Europa, sull'Europa c'è una campagna, diciamo, contro l'Europa che non condividiamo, che l'Europa ci ha salvato in tante occasioni, poi l'Europa sbaglia, ci mancherebbe, ma senza l'Europa non saremmo andati come paese nella direzione che con grande fatica spesso sui temi ambientali, energetici o climatici stiamo in qualche modo raggiungendo. Credo che sia una cosa importante ricordare che abbiamo delle esperienze straordinarie che vogliono migliorarsi, come appunto l'esperienza di Savno che raccontiamo stamattina, perché insomma un po' di sano orgoglio nazionale credo che non guasti e credo che sia importante farlo tutti insieme, tutti coloro che a vario titolo hanno dato un contributo per raggiungere questi risultati importanti, ed è per questo che oggi siamo qui con voi. Vi ringrazio. Grazie. Allora, Vallardi, un premio importantissimo, abbiamo sentito l'importanza di avere anche Legambiente al proprio fianco, al fianco di Savno, non è una cosa da poco. Allora, come ci saluta? Cosa vuole aggiungere? Prego. Sicuramente è un bel premio. Legambiente è a fianco di Savno perché è a fianco dei cittadini, no? È a fianco dell'ambiente, è a fianco dei giovani, perché chiaramente se riusciamo a mantenere un ambiente sano, pulito, ma soprattutto se riusciamo a dare ai nostri figli un ambiente migliore di quello che abbiamo ricevuto, abbiamo vinto, no? Okay? E quindi ecco, ci lasciamo tutti con questo messaggio: grande attenzione ai giovani, grande attenzione all'ambiente, perché senza i giovani e senza un ambiente migliore non andiamo da nessuna parte. Grazie Giampaolo Vallardi, direttore Savno, già senatore, vedremo cosa combinerà in politica. Lei è Forza Italia, mi sembra. Sì o no? Sì, vedremo cosa succede più avanti, cosa succede in Veneto. Il futuro presidente della regione? Ma non sappiamo, mi sembra ci sia già parecchia discussione, aspettiamo la decisione della consulta sul terzo mandato e sono lì tutti fermi al punto, alla partenza, stanno aspettando per iniziare questa corsa verso le regionali. Allora consulta, sbrigati, perché noi siamo anche curiosi di capire dove dovremo andare a parare, perciò il voto sarà fondamentale, andate a votare, mi raccomando, quando sarà l'ora, non state a casa, dovete capire che tutti quanti dobbiamo diventare cittadinanza attiva anche nel voto. Grazie a voi, a Giampaolo Vallardi, grazie ai professori che ho avuto ospiti, a tutti i ragazzi. Pubblicità. Alle malattie rare non si pensa mai, proprio perché dicono di essere rare, ma sono più frequenti di quello che uno pensa, perché sono tante, sono 6.000 e una persona ogni 18 nel territorio ha una malattia rara di varia natura a qualsiasi età. Una giornata particolare, quella che si è svolta nella sala conferenze sotto la chiesa dell'ospedale del Santa Maria della Misericordia a Udine, con la conferenza stampa di presentazione del progetto del Forum delle associazioni famiglie di pazienti affetti da malattie rare. Il responsabile del centro di coordinamento regionale, Maurizio Scarpa, ci tiene a sottolineare come il lavoro in sinergia tra le forze in campo abbia portato un passo fondamentale per l'aiuto concreto verso le famiglie colpite da queste malattie e non lasciate sole a se stesse, grazie all'apporto fondamentale della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso l'assessorato alla sanità. Presente tra i relatori anche l'assessore regionale di competenza Riccardo Riccardi. In Regione, dopo anni di lavoro, di coordinamento, siamo riusciti ad avere una rete regionale formata in modo tale che i pazienti possano avere, diciamo, tutto quello che serve. Abbiamo anche un assetto normativo che permette, per quello che può essere, diciamo, la possibilità di avere delle facilitazioni terapeutiche e curative,
e abbiamo una rete di associazioni per condividere aspetti comuni, necessità comuni e cercare soluzioni comuni. Ecco, dicevamo essere presenti sul campo proprio non solo per sensibilizzare, ma mettere, come si dice, gergo tecnico, i ferri in acqua, no? Assolutamente sì, ma una delle cose su cui abbiamo lavorato soprattutto in questi 5 anni è proprio il creare rete, perché creare rete significa unire le forze, non disperdere forze e risorse e raggiungere degli obiettivi anche in maniera più economica, anche proprio per il Servizio Sanitario Nazionale. Nei problemi comuni. E vi presento due persone graditissime, in particolare il professor Giuseppe Baschirotto, collegato con noi. Grazie professor Baschirotto, presidente Fondazione Malattie Rare Mauro Baschirotto, grazie di essere qui. Saluto anche Giancarlo Rossi, presidente Associazione Baseball qui di Treviso, grazie a Giancarlo di essere qui. I valori, soprattutto la competenza, la professionalità, ma soprattutto credere nella ricerca. Allora professor Baschirotto, questa giornata importante cosa ci dice? Purtroppo io non ho le immagini vostre perché non posso mandarle dal mio cellulare, bisogna mandarle a Media Nord-Est, ma la prossima volta faremo meglio. Ecco, cos'è questa giornata particolare? Prego professor Baschirotto. Beh, ovviamente è una giornata in cui tutto il mondo dovrebbe fare un attimo di attenzione su questo problema, annoso problema, grande problema, grave problema, perché i malati rari purtroppo ancora oggi sono orfani del sistema sanitario nazionale. Uno che ha una malattia rara generalmente è la famiglia che deve completamente gestire la situazione. A volte quando si trova in situazione di gravità viene ospitato in ospedale, però non per curare la malattia, ma per curare l'evento eccezionale grave di quel momento. Ecco perché? Perché le malattie rare purtroppo sono così sconosciute, poco conosciute dai medici. I medici ovviamente si trovano anche a loro volta frustrati perché non riescono a dare delle informazioni precise e corrette al paziente e soprattutto non possono fornire una terapia, la terapia non c'è. Ecco, ovviamente noi abbiamo scelto una strada, quella della terapia genica, che sarebbe la terapia risolutiva, perché con un intervento specifico, unico praticamente, poi avviene la guarigione della patologia. Noi abbiamo avviato nel lontano 92 il primo incontro scientifico a livello europeo sulla terapia genica, con la presenza, che tu Mirella lo sai, del professor Watson, il Nobel Watson, e da lì praticamente abbiamo avviato un progetto di ricerca importante, con la conclusione, pensate, dal 92 al 2013, 21 anni di studio per arrivare ad una terapia, ad un risultato significativo dal punto di vista ovviamente di guarigione della patologia. Professor Baschirotto, ma anche bisogna premiare anche tutti questi genitori che hanno cercato di fare rete e grazie anche al vostro istituto avete cercato di far capire che bisogna soprattutto capire che una speranza c'è, che si fa sempre qualche passetto avanti, non per tutte, ma la ricerca va avanti. Prego professor Baschirotto. Ma certamente sì, ma è questa la strada unica, terapia genica. Non ci sono altre strade per i malati rari. I farmaci sì, servono per gestire meglio la patologia, per ridurre eventualmente determinati effetti negativi o danni che la malattia produce, però ovviamente non è la cura. Per arrivare alla cura bisogna sviluppare progetti di ricerca sulla terapia genica. Noi adesso stiamo sostenendo un secondo progetto importante a livello mondiale di terapia genica per la malattia di Lafora. È una epilessia particolare, molto grave. In Italia ne conosciamo circa 25 e questa patologia porta che cosa? Il ragazzo fino a 12-13 anni praticamente è normale, gioca, va a scuola, eccetera, eccetera. Poi arrivano i primi sintomi
Dopo i primi sintomi ovviamente la malattia si sviluppa in modo precocemente e nel giro di 3, 4, 5 anni ovviamente il ragazzo se ne va. È una malattia mortale, grave, e noi stiamo sostenendo appunto questo progetto importante. Perché se riusciamo, e io sono convinto che riusciamo abbastanza in tempi molto più veloci che non come quello precedente della leucodistrofia metacromatica, ovviamente il risultato poi ricadrà in modo benefico su tutte le altre forme di epilessia, anche se è una malattia limitata a pochi pazienti, ma studiando questa finestrella praticamente possiamo arrivare a dei risultati strabilianti, utili per tutte le varie forme epilettiche. Senta, professor Maschirotto, noi abbiamo cambiato tanti governi, vede che qualcuno ha più sensibilità verso questa ricerca, verso queste malattie rare, verso queste famiglie, questi genitori che se non ci fossero istituti come il suo sarebbero veramente disperati. È vero che anche all'ospedale di Treviso abbiamo le malattie rare, però non tutti hanno questa fortuna, l'importante è di comunicare, di non perdere la speranza. Prego, professor Maschirotto. Sì, vede, noi stiamo svolgendo in questo periodo un supporto, diamo un aiuto ai vari pellegrini portatori di patologie rare che frequentano il santuario di Collevalenza dell'amore misericordioso. E pensa, Mirella, che abbiamo incontrato pazienti che sono, direi, al limite. Una paziente con 6 patologie rare, una paziente con 5 tipi di tumore. Quindi questi pazienti che cosa fanno? O tentano il suicidio oppure devono essere gestite nel miglior dei modi. Ecco, quindi chi può gestire, chi può dare una mano a questi benedetti pazienti così totalmente colpiti? Pensa, Mirella, avere 5 tumori, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Che vita possiamo fare? Ma anche a livello psicologico, veramente, come ha detto lei, se non ci fossero questi istituti, questa fondazione Mauro Maschirotto che ci prende in carico di queste creature, veramente sarebbe un dramma. Adesso andiamo a vedere invece queste immagini dei baseball di Giancarlo Rossi, questo presidente di questa associazione che sta cercando anche di trovare il percorso giusto a dei ragazzi, lui va nei parchi, cerca di vedere se ci sono questi ragazzi che si comportano male, cercare di parlare con loro. Perché hai deciso, oltre a questo sport che tu stai cercando in tutte le maniere, perché solo il calcio, no, ci sono anche questi sport e non sono di sicuro sport minori che coinvolgono tantissimi ragazzi, di andare anche oltre, di alzare l'asticella e di andare a cercare anche nei parchi questi ragazzi che hanno perso la via della ragione. Prego. Andare nei parchi è una cosa fondamentale, nel senso che lo sport non significa necessariamente agonismo, anzi non è agonismo. Lo sport è andare alla ricerca delle persone che hanno voglia di muoversi, di socializzare, di vivere insieme. Abbiamo avuto un'esperienza a Montebelluna con 12 squadre, anche se quotate, di vedere dei ragazzi che hanno giocato con la voglia di divertirsi e fraternizzare tra loro, quindi si abbattono tutte le barriere. Non è vero? Sì, sono d'accordo, abbiamo i famosi Maranza, ne abbiamo tanti, ne parliamo sempre, però il problema è uno solo. Il problema è di ascoltare questi ragazzi, veramente ascoltarli. Io ho ormai la mia età, d'accordo, sono arrivati ai miei 70 anni, però vedo che quando incontro i ragazzi, incontro i giovani, mi vogliono bene, ma non per il rispetto dell'età, proprio perché fraternizzo, cioè con loro vado a socializzare, sono come loro. Cioè, la mia età, la mia esperienza dice una cosa, ma all'interno sono come loro, mi sento giovane e capisco i loro problemi. Capisco i problemi di questi ragazzi che praticamente non hanno un punto di riferimento, perché non esiste. Tante volte diciamo, ma qualcuno dovrebbe educare. Educatori credo che oggi ce ne siano pochi. Quando parliamo di sport parliamo di agonismo, parliamo di selezioni, e non stiamo parlando di socializzare, di portare dentro. Noi seguo anche una squadra, va bene, non direttamente, che è il baseball per ciechi, anche qua.
Noi dobbiamo imparare a fare una cosa, dobbiamo metterci insieme e lavorare. L'impegno che hanno questi signori, qualcuno gli deve dare una mano. È inutile che andiamo a parlare di contributi comunità europea a fondo perduto, poi alla fine dobbiamo rincorrere praticamente a delle elargizioni a titolo personale. I mezzi ci sono, ci dobbiamo muovere. Il mio punto di vista è che vado nelle scuole, entrare nelle scuole, questi ragazzi che sono scettici all'inizio, li vedi un attimo, dopo un'ora di lezione, la seconda volta sono loro i primi e mi dicono facciamo queste squadre, giochiamo, ci divertiamo? E nessuno viene escluso. La cosa che vorrei dire è che, cari genitori, imparate di nuovo a dire di no ogni tanto. Non è il discorso certezza della pena, ma iniziate a far capire il valore delle cose ai vostri figli. Se voi iniziate a dialogare con loro sicuramente avrete delle risposte, ma fin tanto che praticamente li accontentate in tutto, perché tanto così vi lasciano in pace, no, avete sbagliato tutto. Iniziamo a entrare veramente nel merito. Scusa Mirella se ho detto una cosa. Vediamo anche altre immagini di questo sport importante che con tutte le sue forze Giancarlo Rossi sta cercando anche di trasmettere a questi ragazzi, anche ragazze, anche molte ragazze. Ecco, l'importanza è di capire che ci sono anche altre discipline sportive, perché qui, specialmente in Italia, siamo concentrati sul calcio, per fortuna che è arrivato Sinner, dico io, che allora il tennis ha ripreso quota, ma sono le istituzioni che devono capire che bisogna investire anche su queste discipline. Ma il CONI ha preso tanti soldi, abbiamo sentito, ma poi bisogna capire anche come vengono distribuiti, com'è la situazione, perché io non capisco più niente, ho tutti i genitori che si lamentano che devono pagare. Allora, il discorso fondamentale è questo, siamo un po' lasciati un po' da parte. Perché dove contano i numeri? Scusa se lo dico brutalmente, contano i numeri dove ci sono un certo numero di ragazzi, quindi queste società includono tantissimi ragazzi, quindi tanti partecipanti e questi fanno voti. Detta brutalmente. Noi siamo delle società minori sicuramente come sport, siamo presenti dappertutto, cerchiamo di darci da fare, cerchiamo di mantenere le quote anche associative basse, cerchiamo di dare una mano con le nostre forze, quindi ogni tanto ci arriva magari qualche sponsorino, ci dà una mano, ma del resto poi alla fine se io vado a fare una valutazione in giro, gli sport che praticamente principali hanno il predominio sono calcio, basket, ma senza nulla togliere a questi sport, sono meritevoli anche loro. Un conto è fare agonismo, un conto è avere delle società invece che sono delle ASD a titolo di volontariato e ci mettiamo del nostro, tiriamo fuori noi dalla nostra tasca e cerchiamo di portare avanti. Perché? Perché vogliamo dare un'opportunità ai giovani che solo in questa maniera, conoscendosi, confrontandosi, non con i telefonini, veramente iniziano a cambiare. Claudio da Noale, poi continuiamo, vai Claudio. Mirella, sei una bomba, meno male che ti riesco a prendere. Senti, fammi la cortesia, c'ho un problema annuale, via Mestrina, non si può transitare con le biciclette e neanche i pedoni, morti che ne quanti che ti vuoi. Via Mestrina, dalla ferrovia a Robegano, sono 2 chilometri di strada e manca il marciapiede fatto su palafitta perché c'è un fosso grande, ecco. Mi fai la cortesia? Farò quello che posso, Claudio, lo dirò a chi di dovere di questa telefonata, poi saranno veramente le istituzioni competenti a vedere, ecco, se c'è la necessità di intervenire, come dice il nostro Claudio da Noale. Allora, professor Baschirotto, ma la politica riesce ad ascoltare? Ecco, lei ha un percorso anche molto lungo, ecco, forse non riescono a capire l'importanza di investire, molti si chiedono, ma per le armi i soldi si trovano sempre, dove vogliono loro i soldi ci sono, anche a 2 passi da noi, è possibile non riescano a capire l'importanza del lavoro che state svolgendo? Prego, professor Baschirotto. Sì, è una situazione molto grave di questa, di insensibilità e di non conoscenza del fenomeno da parte dei politici, perché dovrebbero conoscerlo ma non lo conoscono. E ovviamente c'è quel discorso di insensibilità generale, quando uno sta bene non si accorge di quello che
soffre quando uno sta male, no? Ecco. E quindi bisogna entrare nella sofferenza personale per capire le sofferenze anche degli altri. Comunque la cosa molto grave è questa: noi abbiamo portato a Vicenza, proprio per la giornata del mondiale delle malattie rare, il professor Michele De Luca. Michele De Luca è l'unico uomo al mondo che è riuscito a fare la rigenerazione della cornea con le staminali. È riuscito a fare la rigenerazione della pelle, epidermolisi bollosa, la malattia si chiamava, i cosiddetti bambini farfalla, no? Che come tocchi la pelle, praticamente la pelle si rompe, si spacca, vengono fuori delle vesciche. Lui è riuscito a salvare un bambino di 7 anni completamente pieno di questo tipo di patologia con la terapia genica, una rigenerazione dell'epidermide. Bene, lui ha trovato la soluzione, ha trovato la cura, e che cosa succede? Che l'azienda che lo sosteneva adesso non produce più quel determinato materiale. Perché? Perché non è produttivo, non è economico, non porta vantaggi economici, non porta un utile all'azienda. Allora ci domandiamo, ma che cosa facciamo come ricercatori a trovare delle soluzioni e poi per questioni economiche non vengono applicate queste soluzioni? Questa è una domanda ovviamente che i politici se la devono porre, ma ovviamente devono trovare anche una soluzione. Però professor Baschirotto, il vaccino che ha salvato molte vite, i vaccini in generale sono frutto della ricerca, eppure la storia con la pandemia è recente, l'importanza di investire nella ricerca per trovare le soluzioni che sono i vaccini, ma mi sembra che qualcuno non abbia ascoltato, abbiamo sentito anche in America come sta girando. Prego professor Baschirotto. Sì, è una cosa incredibile, cioè è impensabile che un'organizzazione sanitaria nazionale, quando ci sono delle terapie convalidate, non le metta in auto perché sono costose. Cioè è una cosa incredibile. Allora, indirettamente lo Stato mi dice: senti, tu mi costi troppo, parti, vai all'altro mondo quanto prima. E questa è la soluzione, no? Da parte, questa è l'indicazione, diciamo, che dà il sistema sanitario nazionale, perché il sistema nazionale sanitario dovrebbe dire: nel momento in cui c'è una proposta terapeutica ed è confermata, valida, questa, indipendentemente dai costi, io la voglio applicare. Questa dovrebbe essere l'impostazione e la scelta, altrimenti vanifica tutti gli sforzi che fanno tutti questi ricercatori, che ovviamente più che sposare la moglie magari sposano la ricerca e si richiudono giorni e notti a trovare soluzioni utili per i pazienti. Grazie professore. Giancarlo Bello, tu invece che cerchi veramente di ascoltare questi ragazzi, quanti ragazzi non possono frequentare nessuna disciplina, appunto per come ha spiegato il professor Baschirotto, perché poveretti nati, oppure poi col tempo hanno avuto questi problemi delle malattie rare, ecco. Ma allora non ci siamo proprio su quello che dovrebbe essere l'ascolto, sia per quanto riguarda la ricerca che per quanto riguarda questo sport, questi sport di secondo livello, sport minori li chiamano, ma io non accetto che vengano chiamati sport di secondo livello, sport minori. Prego Giancarlo. Lo sport non è mai di secondo livello, ognuno raggiunge degli obiettivi, dei risultati in funzione delle proprie capacità, quindi lasciamo perdere, uno mette in gioco se stesso e come ci mettiamo in gioco anche noi.
ripeto, c'è un abbandono totale. Quando si parlava prima, io mi riferisco a prima, dice ci sono altri interessi, basta pensare, scusami se vado fuori un attimo, ma il discorso dell'Ucraina oggi, se andiamo a vedere qual è l'interesse sono le terre ricche, non gliene frega niente a nessuno. Cioè, sì, ci siamo basati... Le terre rare, sì, a proposito di rare. Parliamo delle macchine elettriche, andiamo a valutare, poi ci sarebbero tante cose da dire che su un mondo che si sposta solo ed è orientato solo in una maniera, business, punto. Quello che conta la mattina è quel punticino di MIB e Company Bella, quindi le aziende sono orientate, le aziende, i grossi finanzieri sono quelli che muovono il mondo e c'è poco da fare. Bisognerebbe avere più consapevolezza, bisognerebbe avere il coraggio di dire aiutiamo seriamente, diamo una mano, anche perché questi ragazzi sono il futuro, ogni volta si sente dire sono il futuro, ma quale futuro hanno? Qual è il loro reale futuro? Cioè noi stiamo abbandonando, c'è gente d'accordo, non voglio tirarmi, non me ne frega niente, io mi do da fare perché voglio che i ragazzi vengano in campo. Se c'è qualcuno che non è diversamente abile o diversamente agile, per me è ben accetto anche quello, sono tutti ben accetti. Sono tutti ragazzi che devono trovare, ma il vivere insieme, il confronto ci porta ad ottenere qualcosa. Se no non otteniamo niente. Ci siamo inventati, adesso l'ultimo, abbiamo buttato su un blog di notizie del nostro sport, sta avendo anche un certo successo, diciamo. Abbiamo dato la possibilità anche ai ragazzi di scrivere, che sai che dopo un certo numero di articoli possono, ok, abbiamo dato una possibilità di un eventuale anche lavoro. Quindi cerchiamo sempre dei sistemi o dei metodi per cui permettiamo a questi ragazzi di poter vivere una vita in un mondo, ok, che gli dia un futuro. Nelle scuole abbiamo perso il potere educativo, mi rendo conto che gli insegnanti hanno seri problemi, non hanno più il potere di educare, gliel'abbiamo tolto completamente, perché oggi praticamente ci sono 1000 problemi. Se un insegnante si permette di dire una cosa che una volta era normale, io ho fatto collegio vescovile, cioè era normale praticamente dire guarda che no, oggi no, la sensibilità e quant'altro. Andiamo fuori, non c'è un'altra cosa, purtroppo non è bisogna far paura, bisogna far capire ai ragazzi che le regole esistono e io li incontro nel mondo dello sport che ho difficoltà all'inizio, ma una volta che li incontro, iniziamo a parlare e gli detto le regole, questi le sanno mantenere e sono i primi. Un'ultima cosa, faccio un esempio banale, noi andiamo a vedere partite bene di calcio, di qualsiasi sport. Quando io faccio arbitrare i ragazzi che non sono arbitri ufficiali, bene, arbitrano necessariamente molto meglio, nel giro di pochissimo tempo e applicano la regola, cioè non hanno nessun tipo di problema, non hanno bisogno... E sono veramente... Se li fai diventare protagonisti, certo, loro ci sono nel pezzo. Ma noi dobbiamo farli diventare protagonisti, anche perché nello sport, ma nella vita, sei te stesso, sei solo te. Cioè se non hai fede in te, cioè non credi in te, dove vuoi andare? Per crederci mi devo mettere alla prova e sbagliando si impara, sbagliando si impara. Allora vi dico io quello che non dice Giancarlo Rossi. Giancarlo sono anni che cerca un campo dove poter fare questo sport, questa disciplina sportiva, e la risposta è c'è il calcio dappertutto. Allora se qualcuno ascolta e vuole mettere a disposizione un'area dove questi ragazzi, queste ragazze possono giocare con Giancarlo che li segue, che li stimola, che li fa diventare protagonisti, qualcuno di noi dovrebbe dire grazie a lui. Ecco, è anni che non riesce a trovare un campo, tante domande, tante richieste, tanti progetti. Professor Baschirotto, lei è pratico di queste cose, tanti progetti presentati, poi i premi e i supporti si vincono in America, per fortuna dico io. È caduto il professor Baschirotto, non mi sente. Allora Giancarlo, com'è la situazione? La situazione è critica sicuramente, il problema è che quello che voglio evidenziare, tu mi hai detto giustamente, io sono anni che vado in cerca di un campo, devo dire grazie ai ragazzi del Ponzano, Blufioi, perché hanno già un campo che è abbastanza pieno con tutte le attività giovanili che mi dà la possibilità di andare a giocare con loro e io li ringrazio di questo, ma direi una situazione vorrei averla per me perché no, ma mi permette di includere maggiormente altri ragazzi. Ti faccio un esempio, noi facciamo il torneo internazionale che è gestito da me come società trevigiana,
Lo faccio a Montebelluna, dove devo ringraziare l'assessore e il sindaco, piena disponibilità entrambi. Sì, ma qua nella zona, nel territorio, non riesci a trovare una soluzione. Sì che nei campi ne abbiamo tantissimi, però avevamo anche il sindaco di Carbonera che ha detto io non sapevo di questa situazione, ma risposte al momento non ce ne sono. Allora, professor Baschirotto, dicevo che portare tanti progetti, tante cose, lei lo sa, poi i premi e il supporto si vincono in America perché nel territorio non sei ascoltato. Prego, professor Baschirotto. Sì, d'altronde ho sentito molto bene il discorso che ha fatto l'ospite, diciamo, ecco, e io condivido perfettamente con le sue indicazioni e con la sua attività, perché ovviamente molte malattie rare portano alla disabilità, no? E quindi c'è un stretto legame tra malattia e disabilità e d'altronde il modo migliore per gestire anche certe patologie è fare attività sportiva, attività ricreativa, attività di comunità, di stare insieme, di aiutarsi, di autoaiutarsi. Questa è la cosa importante, ecco. Ovviamente anche prima il servizio che avete mandato in onda sull'ambiente, ovviamente l'ambiente è determinante per poter avere una salute vera, sana e poter avere una vita sana, diciamo. Ecco, ovviamente noi siamo impegnati a seguire prevalentemente queste persone, ripeto ancora, lo ripeterò 1000 volte, sono orfani del sistema sociosanitario. Allora, guardiamo anche questa locandina del premio, andiamo a vedere, era del 2024 ma qualche premio arriva, andiamo a vedere questa locandina che adesso la metteremo. Eccola qua. Allora, cos'è successo, professore? Cos'è questa locandina? Anche se bisogna parlarne, guardate quante persone hanno partecipato, prego. Sì, noi diamo ovviamente a delle persone che hanno fatto delle scoperte importanti un riconoscimento celebrando un matrimonio speciale. Perché? Perché lo scienziato sposa più la ricerca che la famiglia. E proprio per questo abbiamo donato un anello d'oro, ovviamente, perché il matrimonio si celebra con un anello, offerto dagli orofi vicentini a questo ricercatore, appunto quello che dicevo prima, il professor De Luca, che è riuscito come primo uomo. Pensate che l'articolo scientifico che lui ha pubblicato sulla rigenerazione dell'epidermide, Nature lo ha messo in copertina, quindi vuol dire più di così non è possibile. Pensate che cosa? E pensate anche che addirittura lui non ha eseguito questo meraviglioso intervento in Italia, perché il Ministero non ha dato l'autorizzazione, ma in Germania. Quindi vuol dire tutto anche questo, no? Ecco, la non disponibilità di dare facilità di operatività a ricercatori che parlano un linguaggio molto avanzato del futuro, però ovviamente che come sempre da Galileo in poi non viene compreso dalla maggioranza di chi gestisce il potere, no? Ecco, e questa è la molto chiaro, professor Baschirotto, e la ringrazio per la sua schiettezza. Allora, Giancarlo Rossi, bisogna fare squadra, bisogna credere, però per fare squadra hai bisogno anche di numeri, hai bisogno di numeri che credano in te, che credino veramente anche nello sport, nel vero sport, quello che hai detto tu, non l'agonismo, che è un'altra cosa. Prego, l'importanza della squadra. L'importanza della squadra è fondamentale. È fondamentale perché si fa gioco di squadra, non si fa gruppo. E credere in una squadra significa che ognuno di noi si mette a disposizione per raggiungere un obiettivo, e l'obiettivo è comune. Questo è essere squadra. Quindi se mancano questi presupposti non si va da nessuna parte. L'essere gruppo è vivere insieme, d'accordo, ma non è finalizzato a niente. Io faccio capire il concetto di squadra a tutti i ragazzi e le ragazze che incontro, che vengono a fare sport, facendovi capire che il nostro sport è uno sport che praticamente qualcuno si sacrifica per un altro. Esiste proprio nel nostro sport, è questo, dove che uno praticamente, diciamo, si fa eliminare, chiamiamo così, che è il nostro termine,
per portare avanti un proprio compagno. Quindi è una cosa che uno non può neanche pensare, ma come nello sport ti fai eliminare? No, c'è il sacrificio di un giocatore per poter permettere al proprio compagno di avanzare. Cioè, e questo significa lavorare di squadra. Lavorare di squadra, io spero che, per quello che diceva prima, che in Germania si trovano, io spero di non dover trovare un campo magari in Austria, cioè, perché magari potrebbe succedere anche questo, non si sa mai. Comunque ti dico, lavorare di squadra, fargli capire quali sono i principi fondamentali. Io torno a questo: se noi non siamo chiari, tante volte noi abbiamo la brutta abitudine di parlare e diciamo bisogna saper ascoltare, no, bisogna saper parlare, perché se noi non spieghiamo chiaramente come stanno le cose, ognuno poi se ne fa una propria ragione, dà una propria interpretazione. Impariamo a parlare con le persone, cerchiamo di capire se veramente hanno recepito il messaggio e sforziamoci una volta di più. Io sì, guarda, quest'anno sono contento perché ho 2 nuovi, chiamiamoli coach, allenatori che entrano a far parte del gruppo, sono entrati altri 2 dirigenti, genitori che sono entrati con la passione, proprio per il concetto di squadra, sono entrati con la passione ovviamente perché le loro figlie o i figli giocano. Si sono accorti che c'è un ambiente invece totalmente inclusivo, dove si fa squadra, dove quando si va a fare un torneo siamo tutti insieme e si festeggia. Scusami, e li ho premiati, l'ultimo torneo a Montebelluno li ho premiati, ecco, perché pensate meritano. chi è che premia. Allora andiamo a Vicenza a vedere questa giornata malattie rare, poi salutiamo il professor Baschirotto, andiamo a vedere la giornata Vicenza malattie rare, salutiamo anche Giancarlo Rossi. In occasione della 18ª giornata internazionale delle malattie rare, le parole del professor Michele De Luca, un pioniere della ricerca dell'uso delle cellule staminali, ha incantato la platea degli studenti del liceo Lioi radunati in municipio. Il ricercatore ha presentato il caso risolto di un bambino siriano di 7 anni affetto da una grave malattia della pelle con effetti simili a profonde ustioni, guarito definitivamente grazie alla determinazione e al coraggio di ricercatori e funzionari. Abbiamo invitato il professor De Luca per la giornata delle malattie rare perché veramente ha fatto delle scoperte, delle ricerche importantissime, curando addirittura un bambino farfalla affetto da epidermolisi bollosa con la terapia genica e le cellule staminali, e poi ha curato delle malattie dell'occhio, soprattutto legate alla cornea, sempre con cellule staminali. E la passione con cui ha spiegato oggi tutto il suo lavoro di ricerca e tutte le difficoltà in ambito scientifico, ma soprattutto burocratico, per raggiungere un farmaco orfano hanno commosso e appassionato noi e il pubblico. Stiamo cercando di proporre un modello alternativo a quello classico, diciamo, dell'azienda, dell'industria privata, eccetera, per cercare, perlomeno per quanto riguarda le terapie geniche delle malattie rare e ultrarare, un sistema che si possa autosostenere attraverso agenzie per la ricerca, fondi per la ricerca, sgravi fiscali per le donazioni, eccetera, che possa in qualche modo dedicarsi solo a quelle patologie alle quali le aziende non sono interessate. Grazie, saluto il professor Giuseppe Baschirotto, presidente Fondazione Malattie Rare Mauro Baschirotto, saluto Giancarlo Rossi, presidente Associazione Baseball, grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Riso con gamberi e verdure. I legumi appartengono alla famiglia delle leguminose. I più comuni sono il fagiolo, la fava, il pisello, il cece, la lenticchia, la soia e l'arachide. L'elevato contenuto d'acqua e le caratteristiche nutrizionali li fanno rientrare nel gruppo delle verdure e degli ortaggi. Ingredienti per 4 persone: 320 g di riso, 400 g di code di gambero, 100 g di piselli lessi, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 3 pomodori, un cetriolo, uno spicchio di aglio, un limone, curry, salsa Worcester, basilico, sale. Tagliate un pomodorino a filetto. Tagliate 2 pomodorini a dadini.
tagliate il cetriolo a dadini. Condite il riso freddo, precedentemente lessato in acqua salata, con piselli. Un pomodoro ridotto a dadini. Un filo d'olio. Sale. Curry. Salsa Worcester. E basilico tritato. Passatelo in 4 stampini unti d'olio, suddividendolo equamente. Sgusciate le code di gambero, lasciando la frangia terminale. E rosolatele in padella a fuoco vivo con olio e sale. Fatele raffreddare, poi mescolatele con i pomodori a filetti e alcuni spicchi di limone pelati a vivo. Il cetriolo a dadini. Fate un frullato di olio, abbondante basilico, sale e mezzo spicchio di aglio fresco. Servite il misto di gamberi e verdure insieme con il riso sformato. Il tutto condito con il frullato di olio e basilico. E buon appetito!